Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo lunedì 19 settembre per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti i fatti di cui dobbiamo darvi conto, tanta la cronaca e poi la politica ovviamente in questa ultima settimana di campagna elettorale, con la tensione che è davvero alle stelle, ma non possiamo non guardare a quello che sta avvenendo in questi minuti a Westminster per i funerali di Elisabetta II. Queste le immagini di quello che potrebbe diventare l'evento televisivo di sempre. Ve le propongo soltanto un attimo. Immagini che sono appunto trasmesse in diretta dai circuiti britannici. Praticamente il funerale sta iniziando proprio in questi istanti, ma insomma vi racconteremo questa giornata in tutte le sue sfaccettature locali, nazionali, internazionali, come sempre del resto. Allora, vi dico già che ci collegheremo fra pochissimo con Mareno di Piave, con Lucio Zanato. Ieri sera c'è stata un'aggressione, un uomo pugnalato alla schiena, le indagini sono in corso, un fatto davvero inquietante a pochi passi dal centro. E poi a Padova, per tutta una serie di iniziative contro il caro energia, ritorneremo sulla morte del 18enne Giuliano De Seta, una morte che ha ovviamente riacceso i riflettori sul tema dell'alternanza scuola-lavoro, degli stage, sulla mancata forse sicurezza. Insomma, il dibattito è aperto e su questo verte oggi il sondaggio di Ring, la trasmissione, come sapete, condotta in prima serata dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Vi facciamo una domanda molto chiara, perché il dibattito in questi giorni è concentrato proprio su questo: 18enne morto, abolire gli stage? Se sì, il numero è quello in verde, 0422 1626 691, se no, non devono essere aboliti gli stage ma rivisti o comunque vanno mantenuti, 0422 1626 690. Questo il tema di oggi per Ring. Vi riproporremo questi numeri più volte nel corso di questa trasmissione. La chiamata, come sempre, è gratuita e l'avvertenza è che se sentite occupato non preoccupatevi, perché il nostro centralone, il nostro centralino registra tutte le vostre telefonate. Quindi l'esito del sondaggio questa sera con Ferdinando Avarino, e quindi ci occuperemo anche di questo inevitabilmente. Tra l'altro è notizia di poco fa i titolari dell'azienda di Noventa di Piave, dove è avvenuta la tragedia, si sono messi in contatto, hanno incontrato i genitori di Giuliano De Seta, ma poi avremo tutti gli aggiornamenti da Venezia. E per l'appunto la cronaca di questo fine settimana, un fine settimana che è stato particolarmente critico ancora una volta sul fronte degli incidenti stradali. Cominciamo dall'ultimo in ordine di gravità, che è avvenuto ieri sera a Campo San Piero. Siamo quindi nell'Alta Padovana. Grave incidente domenica sera nell'Alta Padovana, in via Molino Nuovo a Campo San Piero. Un motociclista è finito fuori strada, terminando la sua corsa in mezzo a un campo agricolo. I vigili del fuoco, arrivati dalla sede centrale, hanno messo in sicurezza la moto, illuminato a giorno la zona e collaborato con il personale sanitario del SUEM per il recupero della vittima, che è stata stabilizzata per poi essere trasferita in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia stradale per i rilievi dell'incidente, mentre le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore.
E ritorniamo sulla tragedia del Terraglio, la tragedia di ieri che è costata la vita a un rider 48enne. Qui parliamo sia di sicurezza sulle strade sia di sicurezza sul lavoro, perché per l'appunto si trattava di un uomo che stava lavorando, un 48enne per l'appunto. La Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un'inchiesta, l'ipotesi di reato è quella di omicidio stradale. Uno schianto terribile, l'ennesimo incidente sulle strade della Marca, e la Procura di Treviso ha aperto un'inchiesta, l'ipotesi di reato e omicidio stradale. Nel mese di settembre sono già 7 le vittime. Roman Zapata, 48 anni, argentino, era arrivato in Italia da qualche mese. Residente ancora a Roma, lavorava alla Food Racers, azienda trevigiana, coprendo la zona di Preganziol, Mogliano e Marcone. Ieri era in servizio. Arrivato nei pressi dello stabilimento Goppiona a Preganziola, ha accostato sul ciglio della strada per rispondere al telefono. Probabilmente stava prendendo un'altra ordinazione quando ad un tratto è stato tamponato violentemente da una macchina guidata da un 53enne trevigiano. L'auto, dopo aver travolto l'uomo in sella al suo scooter, è finito contro un platono e poi dentro il fosso, trascinando con sé la vittima. Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori del SUEME 118, ma per Zapata non c'è stato nulla da fare. Ferito al torace e alle gambe anche l'automobilista, portato in ospedale in stato di shock. Zapata, laureato in amministrazione e gestione d'impresa all'Università di Morone in Argentina, si occupava di musica, era stato manager di una società musicale, poi contitolare di una società editrice fino all'avvio di una casa discografica. Qualche mese fa la scelta di venire in Italia, tanti sogni che si sono infranti sul Terraglio. Maltrattamenti in famiglia, andiamo nel Vicentino per un caso particolarmente grave, a Valdagno per la precisione. Un uomo di 46 anni di Valdagno è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e minaccia aggravata nei confronti della compagna convivente. I militari erano stati allertati dai vicini di casa della coppia sabato sera verso le 21, segnalando alla centrale operativa una violenta lite in corso. In pochi minuti 2 pattuglie sono intervenute nell'abitazione dei due, che sono stati accompagnati in caserma per approfondire la situazione. La donna ha dichiarato di essere stata percossa e aggredita dal compagno più volte nel corso della serata e inoltre di essere stata minacciata di morte con un coltello da cucina. Subito è scattato il protocollo di sicurezza previsto in questi casi. La donna è stata accompagnata all'ospedale di Valdagno, dove è stata curata per le lesioni riscontrate. L'uomo è stato accompagnato al carcere San Pio X di Vicenza. Nel Padovano, ritorniamo nel Padovano per raccontarvi di una rapina violenta all'Arcella. Un 31enne e un 22enne del Bangladesh sono finiti in manette, arrestati dai carabinieri perché accusati di aver aggredito a colpi di mazza da baseball 2 connazionali che gestiscono un negozio etnico all'Arcella nei pressi della stazione ferroviaria. Un'aggressione violenta, il tutto per rubare i soldi presenti nel registratore di cassa, operazione peraltro non portata a termine. Le 2 vittime sono finite al pronto soccorso, anche se con ferite non gravi, mentre i militari, giunti tempestivamente sul posto dopo l'allarme lanciato dagli aggrediti, hanno rincorso i 2 giovani che avevano tentato di fuggire a piedi, bloccandoli. La mazza da baseball è stata sequestrata. I 2 sono ora agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima. Le accuse sono tentata rapina aggravata e lesioni. E resta alta l'attenzione in Piazza Duomo, quindi proprio nel cuore di Padova, dopo l'allarme lanciato dai baristi. Nel fine settimana controlli preventivi da parte dei carabinieri. Facciamo il punto. Dopo il grido d'allarme dei baristi di Piazza Duomo, preoccupati per le violenze che si registrano tra bande di giovani nei fine settimana, con il timore che i clienti spaventati si allontanino dalle loro attività, è arrivata la risposta delle forze dell'ordine, in particolare dai carabinieri della Compagnia di Padova, che con il supporto di 2 squadre di intervento hanno controllato il centro storico, specialmente alla sera, un'attività che ha dato i suoi frutti nel fine settimana, visto che durante questo servizio non si sono verificate situazioni da dover intervenire. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane. E a proposito di sicurezza, ritorniamo ai fatti di sabato sera a Oderzo, alla rapina a mano armata che si è registrata in un famoso bar sala slot. Telefonata di una dipendente che
che piangendo mi ha detto che c'era stata una rapina, che erano entrati con le pistole, che l'avevano intimidita per fargli aprire, che è stata costretta ad aprire tutte le casse. Volto coperto dal passamontagna in 3 hanno fatto irruzione ieri sera all'orario di chiusura al Central Park Café, al parco commerciale Stella di Oderzo. Uno di loro impugnava una pistola e per le 2 dipendenti presenti in quel momento sono stati attimi di grande paura. Probabilmente c'era anche il quarto già in macchina in attesa della fuga, però erano già pronti, probabilmente erano già lì da 5-6 minuti per vedere come funzionava, perché hanno atteso giusto il momento della chiusura, che stavano per accendere gli allarmi. Nel momento prima che accendessero gli allarmi si sono presentati alla porta, gli hanno puntato la pistola. Uno ha afferrato quello che poteva nel bar tabaccheria, l'altro ha costretto una dipendente ad aprirgli la sala slot accanto al locale, sempre di proprietà di Miotto, e qui si è fatto consegnare anche quello che c'era in cassaforte. Circa 6.000 euro il bottino con cui la banda si è dileguata. Sul posto immediato l'intervento dei carabinieri. Questa mattina Miotto si è recato alla tenenza di Oderzo per la stesura del verbale insieme alle sue dipendenti ancora molto provate. Le hanno strattonate, hanno dei lividi, hanno qualcosa, insomma, anche se non gravi, ma comunque le hanno scioccate. Bar e sala slot sono rimasti chiusi, sconcerto e dispiacere tra i clienti del parco commerciale di fronte agli avvisi affissi sulle porte. Fa paura, molta. In giornata d'oggi si ha paura di tutto. È una zona sicuramente isolata rispetto magari ad altri contesti, però è una zona anche molto frequentata che purtroppo magari alla sera avrebbe bisogno di maggiore sicurezza. D'altro canto anche qui a causa del caro energia la sera le luci del piazzale vengono abbassate e in questo caso i malintenzionati di turno ne hanno approfittato. A Trissino, ora nel Vicentino, sono state trovate delle esche letali in strada che avrebbero avvelenato alcuni gatti. Trissino, allarme bocconi avvelenati che ucciderebbero i gatti nella zona di Via Piana Cattiva di Sotto. In quest'area verde, che sconfina nell'aperta campagna, qualcuno avrebbe lasciato i bocconi letali che metterebbero a rischio anche i cani a passeggio con i padroni. Si segnalano già alcuni casi di avvelenamento che tengono in apprensione i cittadini e tutti gli amanti degli animali. Vi raccontiamo adesso di una brutta avventura per una donna a cavallo lungo il Brenta a Fontaniva. Era in sella al suo cavallo in riva al Brenta quando lei e il suo quadrupede sono stati attaccati da una dozzina di cani allo stato brado. È successo a Fontaniva. La fantina è stata quasi disarcionata dal suo cavallo che per lo spavento l'ha fatta finire contro un albero. L'episodio è di qualche sera fa. I cani sarebbero di proprietà di una famiglia rom accampata negli spazi verdi del Brenta. Il fatto non sarebbe sporadico, ci sarebbero altre denunce di persone in bicicletta o a piedi spaventate perché quasi azzannate da quei cani. Fatti segnalati alle forze dell'ordine e in municipio a Fontaniva perché l'area non è più sicura. Cani molesti, anche questi sembra di proprietà di rom, perfino aizzati contro i passanti che si lamentano, sono segnalati inoltre subito dopo il parco Brentaviva. Prima di presentarvi il nostro primo ospite rimarrei nel Padovano per raccontarvi di una potente esplosione che ha riguardato un albergo storico di Montegrotto Terme, sparito in pochi secondi. Ovviamente non è stato un allarme, era tutto programmato e le immagini che vedrete sono davvero spettacolari. $20 di tritolo divisi in 350 microcariche, 15 giorni di preparazione e l'hotel Rio d'Oro a Montegrotto è venuto giù in meno di 3 secondi con un effetto tricolore a rendere il tutto più spettacolare. Sono i numeri dell'operazione che ha visto la demolizione della struttura alberghiera, chiusa ormai da 15 anni, che però ha rappresentato un pezzo di storia di Montegrotto. Ora al suo posto verrà costruita una casa di riposo, ma con meno cemento perché da 8 piani di altezza si passerà a soli 2. Si attendeva l'abbattimento di questo albergo che generava tante criticità e tanti disagi ai cittadini. Oggi è il giorno X dell'abbattimento, dopo il quale verrà fatta la casa di riposo. Quello che ha reso complicato l'operazione era la vicinanza della cerchia di case, che ovviamente abbiamo preso tutte le precauzioni del mondo.
Un'esplosione che è stata la dimostrazione di come la tecnologia sia fondamentale e di come sia cresciuta molto negli anni. 40 le Il rumore che ha fatto era che qui avevamo messo un dispositivo per bagnare le macerie in fase di caduta, e quello è abbastanza rumoroso perché lascia scoperti dei metri di miccia detonante, che è quella che fa rumore. Adesso andrà completata la demolizione, recuperati i materiali che si possono riciclare e bonificata l'area dove era stato impiegato molto amianto. Un lavoro che costerà complessivamente 630.000 euro, ma che darà una boccata d'aria all'ambiente. Ora, in 15 mesi, sarà completata invece la prima casa di riposo dell'area termale. Immagini, non c'è che dire, davvero spettacolari. Intanto saluto e ringrazio il mio primo compagno di viaggio di oggi, Mattia Perencin, sindaco di Farra di Soligo. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, vi dicevo in apertura del fatto che si è registrato ieri sera a Marino di Piave un fatto davvero inquietante, quest'uomo pugnalato a pochi passi dal centro. Vi dicevo che c'era il nostro Lucio Zanato e adesso Lucio Zanato è con noi. Buongiorno Lucio, aggiornaci. Grazie. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, buongiorno anche al sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencin. Mi trovo nel piazzale tra la chiesa e il cimitero qui a Marino di Piave, e quella che vedete è la panchina dove Giuseppe Rossetti, 58 anni, ieri intorno alle 18:30, 18:45 è stato accoltellato. Pare dalle voci insomma che ho raccolto questa mattina qui in paese che sia il culmine di un dissidio familiare. Il coltellatore poi è fuggito e abbiamo visto anche questa mattina carabinieri in ogni dove per cercare di ritrovare appunto chi ha accoltellato questo signore, questo Giuseppe Rossetti. Tra l'altro l'accoltellamento è capitato tra l'altro sotto a una fotocamera di un fotografo che si trovava qui per caso per delle foto così generiche, che sono state subito sequestrate dai carabinieri. Comunque il fatto sarebbe derivato da dei dissidi familiari. Pare una domenica pomeriggio dove ci sarebbe stato, diciamo così, una sorta di alterco molto, molto forte. Il Rossetti poi intorno alle 18 sarebbe uscito forse per sbollire un po' la rabbia con il cane e sarebbe messo in passeggiata proprio in direzione verso il cimitero, dove poi c'è un viottolo che porta in mezzo i campi. Probabilmente si è seduto un attimo qui prima di continuare la passeggiata, forse è già al ritorno. Fatto sta che alle spalle, perché si vede, poi dovresti Cristian avere anche le immagini che ho girato prima, qui ci sono proprio ancora le macchie di sangue che dimostrano come probabilmente lui, seduto di spalle, sia stato raggiunto alla schiena da un coltello lungo pare 30 cm con una ferita penetrata oltre i 5 cm sulla schiena. Questo fatto ovviamente è stato visto da alcuni passanti che hanno dato immediatamente l'allarme. Tutto questo ha portato qui subito il SUAMI 118, che ha provveduto a prendere in carico il ferito e portarlo immediatamente al Cafoncello di Treviso, e poi naturalmente i carabinieri che hanno subito incominciato le indagini che poi si sono spostate qui a 200 metri, qua più avanti in via della Liberazione, dove appunto Giuseppe Rossetti vive e dove si è cercato di capire che cosa abbia mosso appunto questo atto, che in questo momento il pubblico ministero che segue il caso Giulio Caprarola non si sa ancora se si parla di tentato omicidio oppure di lesioni aggravate. In ogni caso Giuseppe Rossetti in questo momento si trova ricoverato al Cafoncello in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Con lui al capezzale c'è la moglie. Noi cerchiamo di prendere altre informazioni per il telegiornale di questa sera, e se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Lucio, ti ringrazio davvero per tutti questi aggiornamenti e ovviamente tutti gli aggiornamenti ulteriori questa sera nel corso del nostro telegiornale delle 19:30. Grazie Lucio, buon lavoro. Sindaco, questi sono fatti inquietanti. Ora si sta indagando anche in ambito familiare, questo lo possiamo dire con tutte le cautele del caso, ma si tratta comunque di fatti gravi che scuotono le comunità.
Sì, questi sono, come ha detto lei, dei fatti inquietanti, a maggior ragione poi se è successo anche in paesi, dei nostri paesi, che sono dei paesi comunque solitamente tranquilli, quindi è chiaro che mettono molto timore alla popolazione. C'è anche da dire che negli ultimi periodi abbiamo visto che è aumentata anche un po' la tensione sociale nelle nostre comunità, un po' per la situazione che viviamo quotidianamente, un po' anche per quello che abbiamo passato negli ultimi anni, quindi c'è un po' di meno pazienza, ecco, se possiamo dire così, e la gente è molto più aggressiva, ecco, passatemi C'è un nervosismo latente, tra l'altro proprio nei giorni scorsi la CISL, la FIT CISL, che è il sindacato di categoria dei trasporti, ha diffuso uno studio sostanzialmente anche sui mezzi pubblici trevigiani, 2 aggressioni in media al mese. Da inizio anno sono stati refertati a conducenti, controllori e quant'altro oltre 100 giorni di prognosi. C'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non torna in questi dati? Sì, la tensione, come dicevo prima, è molto alta, un po' il momento in cui viviamo, ovviamente non sono sicuramente giustificabili fatti come questi, però sicuramente la tensione c'è, la si percepisce, la percepiamo noi ogni giorno. Se lei pensa nel mio piccolo, ho avuto anch'io un mese e mezzo fa una lettera di minacce per la quale non saprei neanche a chi rivolgermi e a chi chiedere qual era il problema. Di fatto una lettera di minacce senza anche una motivazione specifica. Minacce tra l'altro molto pesanti. Minacce anche molto pesanti, che poi voglio dire, la responsabilità di un sindaco, quelle sono, noi siamo tutto il giorno in prima linea e cerchiamo di ascoltare tutti, è chiaro che magari a tutti non possiamo piacere, però si percepisce, ecco, una situazione pesante che si sta vivendo. E tra l'altro non voglio entrare nel merito, ma ci sono aggiornamenti rispetto a quella denuncia, qualcosa che può dire? No, fondamentalmente no, nel senso che io ringrazio i carabinieri della stazione di Col San Martino, del mio comune, anche il signor prefetto per, insomma, la vicinanza. Stanno facendo delle verifiche, però ovviamente è difficile riuscire poi a individuare chi possa essere. Io comunque, essendo, insomma, abbastanza presente nel territorio, dico sempre: se c'è qualche problema affrontiamolo a tu per tu, perché non ha nessun senso mandare lettere a destra e a sinistra, nel senso che i problemi si possono anche risolvere se sono risolvibili, e quindi sono ben disponibile. Però insomma non ho ancora avuto, diciamo così, notizie riguardanti appunto chi potrebbe essere stato. Bisogna capire che margini di discussione ci sono con persone che agiscono in questa maniera. Chiaro, certo. Questo è il tema. Io vi do, prima di andare in pubblicità, gli ospiti di questa sera di Ferdinando Avarino a Ring. Sono diversi: c'è Anna Sozza del Partito Democratico, Alberto Baban di Azione Italia Viva, Barbara Guidolin del Movimento 5 Stelle, Roberto Marcato della Lega, Marco Bonet, giornalista e collega del Corriere del Veneto. Tra l'altro, ecco, vedete Ring e vedete anche, ringrazio dalla regia Francesco Ceron e Alberto Piovesan, il sondaggio di questa sera, un sondaggio come sempre molto secco. La domanda è molto diretta: 18enne morto, abolire gli stage? La discussione è aperta e chiediamo per l'appunto la vostra. Sindaco, ovviamente facciamo riferimento alla tragedia di venerdì sera 90 di Piave, è costata la vita a Giuliano De Seta. Lei che cosa voterebbe? Io non abolirei gli stage, nel senso che non ha nessun senso abolirli, anche perché sono stati fatti apposta per dare una possibilità in più allo studente di conoscere il mondo del lavoro. Probabilmente dovremmo valutare molto di più il tema della sicurezza e di come poi sono magari seguiti questi giovani che entrano all'interno delle aziende, però devo dire che perché toglierli, nel senso che so per certo che molti
molti stagisti in diverse aziende anche del mio territorio nel momento in cui hanno finito poi il percorso scolastico, proprio perché l'azienda li conosceva e sapeva anche che tipo di ragazzi erano, li hanno assunti, quindi c'è anche un percorso poi se vogliamo per questi ragazzi, sono costruiti apposta, per cui non ne vedo il motivo. Forse dovremmo fare un ragionamento molto più ampio su quella che è la sicurezza nei cantieri e poi nel mondo del lavoro, perché purtroppo è successo questo ragazzo, però sono quasi ogni giorno e quotidianamente che succedono incidenti sul lavoro. Dovremmo porci una serie di domande su quella che è in effetti la sicurezza. Allora, noi ritorniamo a parlare di sicurezza e non solo, perché dedicheremo un'ampia pagina all'energia, a questi costi davvero folli. Tra l'altro lo stesso sindaco è reduce da un incontro questa mattina con le lavanderie, un comparto che è particolarmente toccato da questa escalation, però insomma ci vediamo subito dopo la pubblicità per raccontarvi questo nord-est. A fra poco. Di nuovo in diretta per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca nord-est, con un occhio sempre puntato, e non potrebbe essere altrimenti, a Londra, dove sono in corso i funerali della regina Elisabetta II. Queste visioni diverse, eccetera. Salvini dice sempre gli italiani. Probabilmente questo sarà l'evento più visto nella storia sostanzialmente, forse addirittura 4 miliardi di persone collegate in questo momento con Londra, con Westminster per le esequie della regina Elisabetta, quindi di fatto siamo davanti a un fatto storico, però la storia ovviamente fa sempre poi il paio con l'attualità e i tanti temi che sconvolgono questa attuale fase storica, non potrebbe essere altrimenti. Vi stiamo raccontando in questi giorni il dramma, perché di questo si tratta, di molte famiglie, di molte imprese, di tanti comuni alle prese con un caro bolletta che lascia davvero di stucco. Per parlarne qui con noi c'è anche Yuri della palestra Dorian Gray. Yuri, grazie di essere qui, tu sei un volto noto, sai che sei sempre il benvenuto, e fra poco faremo i conti con la realtà sostanzialmente. No? Buongiorno e grazie per l'invito. Grazie, un piacere. È piacere nostro, e vedo che è già collegata tra l'altro da Venezia la nostra Anna Maria Parisi Ecco, la vedo collegata. Anna Maria, buongiorno. Ritorniamo sui fatti di venerdì, ritorniamo sulla tragedia che è costata la vita a Giuliano De Seta. Aggiornaci, Anna Maria, buongiorno di nuovo. Buongiorno Cristian, sono in compagnia di Ugo Agiollo, segretario della CGIL Venezia, perché ci sono importanti novità in merito all'ennesima strage sui luoghi di lavoro per i ragazzi che si alternano appunto nell'alternanza scuola-lavoro. L'ultimo, come ricordavi da studio, Giuliano De Seta, 18 anni, di Ceggia. Mobilitazione in settimana che vedrà per ricordare Giuliano De Seta con tutti gli studenti del Veneto che si sono dati appuntamento per Venezia. Per quale data, Agiollo? Mercoledì nel tardo pomeriggio alle 18. È chiaro... Mercoledì 21. Sì, mercoledì 21. È chiaro che vorremmo esserci anche come confederazioni, sapendo che non è il tema solo di ricordare, ma è il tema di dire che le morti sul lavoro, tanto più le morti nell'alternanza scuola-lavoro, devono cessare. E ci sono degli interventi evidentemente da fare, da mettere in campo, che da tempo stiamo dicendo, ma che risultano assolutamente non attuati.
Ricordiamo anche, e poi torniamo sull'appuntamento di mercoledì prossimo 21 settembre alle 18 che vedrà mobilitati tutti gli studenti del Veneto in quel di Venezia e forse non soltanto del Veneto, vero Giollo? Beh, diciamo che è evidente che stiamo anche lavorando attorno a una mobilitazione nazionale, perché al di là che sia capitato a Noventa di Piave il tema è davvero un tema nazionale. L'Italia si sta distinguendo drammaticamente su questa questione degli infortuni, delle morti sul lavoro, ed è ora evidentemente di fare un salto di qualità rispetto alle iniziative che troppe volte sono state dichiarate e poi non sono state fatte. Ricordiamo che nelle scorse ore i genitori di Giuliano De Seta, Enzo, il papà con la mamma Alessandra, si sono incontrati con i vertici dell'azienda di Noventa di Piave dove Giuliano prestava lo stage. Non accusiamo nessuno, hanno detto, chiediamo la verità, vogliamo capire che cosa ha portato a questa tragedia, alla scomparsa e alla morte di nostro figlio, hanno detto. E a tal proposito a Giollo i sindacati riuniti stanno pensando, appunto, i sindacati del Veneto si sono già accordati, vi siete già accordati per questa grande mobilitazione oltre a quella di mercoledì prossimo con la rete degli studenti? Sì, il tema è un tema che va perseguito. Noi crediamo non sia più possibile semplicemente dire facciamo le manifestazioni, facciamo gli scioperi, facciamo i comunicati ogni qualvolta c'è una situazione drammatica come questa. Non si tratta di accusare l'azienda, questa azienda o altre aziende, su questo ci penseranno gli ispettorati, ci penserà la magistratura e saranno loro a trarre le conclusioni. Quello che è evidente è che troppe cose di questo tipo stanno avvenendo, in provincia di Venezia ne abbiamo già avuti diversi casi ed è ancora più drammatico quando parliamo di un ragazzo di 18 anni che stava semplicemente adempiendo ad una cosa che dovrebbe essere educativa e formativa e che invece evidentemente lo ha portato a una condizione quale quella della morte che nessuno vorrebbe mai dover affrontare. Ecco, allora a tal proposito, per entrare nell'argomento, quali le soluzioni, quali le prospettive? Cioè, come dire, eliminare questo progetto, tra l'altro è entrato in vigore da poco con una legge dello Stato nel 2015, o modificarlo per garantire la sicurezza nei posti di lavoro degli studenti? Questa è la grande discussione che è in atto. Io personalmente penso che debbano essere fatte tutte quelle iniziative che mettano lavoratori e studenti nella condizione di fare l'attività in sicurezza e soprattutto di fare l'attività come formazione. Spesso e volentieri invece avviene che gli accordi tra le scuole e le aziende non garantiscono questa sicurezza e che gli studenti vengano utilizzati in attività che non sono formative. Non sto parlando del caso specifico perché appunto saranno altri a dover valutare, però quello che ci viene rappresentato è spesso e volentieri questo. È evidente che su queste due questioni va posta delle riforme fatte in maniera molto più stringenti, perché altrimenti l'alternativa è davvero quello di andare all'annullamento della norma. È prevista una data di incontro con CISL e Sì, dimmi Cristian. Perdonami, perché tra l'altro tu hai fatto la domanda clou che è anche poi la domanda che stiamo ponendo ai nostri telespettatori per il sondaggio di Ring. Stiamo chiedendo loro, questi stage sono da abolire? La domanda è secca, di fatto Giollo ha già risposto, dice vanno, se ho ben capito, profondamente rivisti. Sì, ha detto così, vanno profondamente rivisti e modificati, valutando anche in quale misure, valutando anche a Giollo, si chiamano PCTO nell'acronimo, no? Questi stage di alternanza scuola-lavoro, cioè progetto di orientamento e tirocinio all'interno.
ecco, all'interno del percorso di studio. Vanno rivisti anche forse valutando quali sono le attività, le aziende, le fabbriche che possono garantire una sicurezza, anzi la sicurezza ai ragazzi. Sì, questo è uno dei punti centrali. Ripeto, se noi parliamo di una piccola azienda in cui non c'è una presenza del sindacato, non c'è una presenza degli RLS, non c'è una validazione delle questioni sulla sicurezza, è evidente che qualche preoccupazione in più, tante preoccupazioni in più ce le abbiamo, per cui va anche rivisto esattamente questa questione. Certo, ecco, quindi hai capito Christian, adesso si terrà il prossimo incontro, chiedevo quando ci sarà brevemente, poi ti ridò la linea, quando è previsto il prossimo incontro tra voi, tra CGIL, CISL e UIL? Beh, gli incontri tra CGIL e CISL e UIL li stiamo facendo assolutamente in tempo reale. Io adesso, quando andrò via da qua, vedrò comunque CISL e UIL. So che oggi ne parleranno anche a livello nazionale e anche a livello regionale, perché il tema è davvero diventato un tema prioritario per tutti. Certamente, anche perché ricordiamo che Giuliano è morto purtroppo mentre stava esercitando una delle sue più grandi passioni, perché questo era un lavoro che gli piaceva molto, così hanno ricordato anche i genitori in una lettera con cui hanno fatto sapere chi fosse il loro primogenito, che voleva diventare nel suo sogno, tra i sogni nel cassetto, una volta diventato grande l'obiettivo era diventare ingegnere. Ringrazio Ugo Agiollo che è venuto qui appositamente per questo collegamento. Prego. Ecco, appunto, dobbiamo aiutare i ragazzi a realizzare i loro sogni. Per realizzare i loro sogni però non possiamo metterli in pericolo. I sogni devono continuare a essere tenuti, a essere alimentati, e questa è necessaria, per questo è necessaria la sicurezza sui posti di lavoro per tutti, in particolare per i ragazzi. La linea allora a voi, Christian. Grazie davvero Anna Maria, a te e al tuo ospite. E io, per aprire adesso questa pagina dedicata ai costi dell'energia, queste bollette shock, vi porto a Padova per raccontarvi la storia di una pasticceria che ha chiuso proprio per bollette. Vediamo cosa succede a Padova. Quinto giorno di stage alla BC Ser. Soltanto un attimo. Eccola. Sono stata obbligata a chiudere perché mi hanno tagliato la luce. Per Stella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso appeso fuori dalla sua pasticceria. Questo cartello: governo, ci avete fatto morire con i vostri aumenti, e ha chiuso la sua attività aperta 3 anni fa a Casal Serugo. Si riusciva a pagare a rate, ma tutte le bollette che sono arrivate su un colpo, anche alte, iniziando dal mese di maggio, che hanno iniziato a arrivare da 1.700 1.500, e sempre siamo riusciti a pagare solo metà perché si accumulavano troppo e dobbiamo pagare anche i dipendenti e i fornitori, non si riusciva. Le bollette triplicate, l'aumento dei prezzi delle materie prime essenziali per la pasticceria come burro, latte, olio e farina, impossibile riuscire a pagare tutto. Tutto è aumentato, 50% in più, anche di più, sulle materie prime. Lei però non accettava di far pagare di più i suoi clienti, insomma non si poteva portare non ci riusciamo, metti 10 centesimi in più, 20, ma non di più, perché io sempre mi mettevo da parte anche dei clienti, quelli che entravano per la porta, perché se anche io devo andare su una pasticceria che mi fanno pagare 3 euro al cornetto, anche no, chi può se lo permette, chi no non se lo permette. Stella non ha voluto aumentare troppo i prezzi dei suoi prodotti per sostenere la clientela, ma alla fine le bollette più salate erano impossibili da pagare. Al rientro da una settimana di chiusura d'agosto ha trovato la luce staccata, e questo ha decretato la fine per il suo negozio. Siamo passati anche periodi Covid, siamo stati bravi con i dipendenti, anche i fornitori ci hanno sostenuto, anche la famiglia e tutto, e le bollette troppo alte ci hanno messi giù. E da qui la decisione di chiudere, quindi insomma proprio forzata. Forzata, perché aprire i frighi, vedere tutti gli impasti che da buttare via, impasti, le creme, torte, perché abbiamo dei frighi negativi dove si mette tutti i preparati che prepariamo in anticipo, abbiamo buttato via tutto. E adesso cosa farà? Non lo so.
sto troppo male, prima cosa devo pensare a vendere la materia, i banconi, vendere tutti i macchinari e saldare i dipendenti, i fornitori, poi con le banche. Questo succede il 19 di settembre, mancano ancora 2 giorni all'inizio ufficiale dell'autunno, quindi manca ancora all'appello tutto il capitolo delle caldaie, dei costi veri e propri del gas, quindi già stiamo a questo punto, Yuri. Tu da imprenditore hai 2 palestre tra Vidor e Maser, che reazione hai di fronte a questa storia, alla storia di Stella? Fa male perché comunque non sarà né la prima né l'ultima, purtroppo. E quando io anche 2 anni fa dicevo che questi qua ci volevano comunque uccidere o eliminare, e questo è un dato di fatto, perché prima con la tassazione che sappiamo com'è in Italia, poi con la pandemia, poi non si riusciva a trovare dipendenti perché purtroppo c'è il reddito di cittadinanza e non permette a trovare i dipendenti. Allora si sono messi o ci mettiamo a lavorare noi stessi, e adesso arriva l'ultima batosta, che è questa della corrente, delle bollette, che comunque è impossibile affrontarla, o meglio, io non posso incassare meno di quello che devo spendere, non è possibile, e questo è un dato di fatto. Ecco perché quando qualcuno mi dava del complottista, quando io dicevo questo 2 anni fa, probabilmente adesso si deve un po' ricredere. Ecco, tu sei stato spessissimo nostro ospite nei mesi del lockdown, hai raccontato la sofferenza degli impianti sportivi, delle palestre in particolare. Ti faccio una domanda diretta. Secondo te è peggio ora o era peggio con la pandemia? Perché abbiamo come l'impressione anche noi cronisti, anche noi paghiamo le bollette tra l'altro, però raccogliendo le storie che arrivano dai comuni, dalle imprese, dalle famiglie, dalla gente che ci chiama, decine di telefonate al giorno, è che la situazione si stia deteriorando con una velocità impressionante. Sbaglio, Yuri? Non sbagli per niente, e comunque ti rispondo alla domanda, è molto molto peggio ora, ma per un semplice motivo: finché c'era la pandemia in qualche maniera o non pagavi un fornitore o non pagavi comunque il proprietario, in qualche maniera qualcuno è andato avanti, tanti hanno già chiuso. Adesso non puoi più fare, e questo è proprio l'esempio della nostra collega pasticcera, che comunque gli hanno tagliato la corrente, quindi non hai più alternative, ti chiudono e quindi tu vai fuori. Quindi questo è molto peggio di quello che c'era fino adesso. Io speravo di poter parlare a quest'ora di una ripresa, invece ci troviamo con una batosta molto con il più... rischio grave di una recessione sostanzialmente. Bravo. Perché poi, molto banalmente, se si paga la bolletta non si va neanche più in palestra, si tirano via i soldi dell'abbonamento e quant'altro. Guarda, infatti quello che ha detto... In detto... palestra o in pasticceria o al ristorante? Bravissimo. Allora, qualcuno ha già provato a aumentare i prezzi, giustamente, perché per venirne fuori devi fare questo. Noi, o meglio anch'io personalmente, cerco comunque di resistere ancora e di tenere duro, ma anche perché non è giusto, perché chi alla fine ci rimette è sempre il cliente, l'ultimo, che sarebbe il dipendente o l'operaio. Quindi non è giusto aumentare adesso, anche perché sperando che comunque le cose tornino come prima, dopo non è che puoi tornare ad abbassare i prezzi. Certo. Quindi è giusto resistere. Per il momento si resiste, diciamo. Però... La linea di quasi tutti è quella di resistere. Bravissimo. Sindaco Perencin, noi in queste settimane ci siamo sentiti spesso su questo caro bolletta. Lei inizialmente, di fronte allo shock della prima bolletta, i primi di settembre, ha detto: no ragazzi, qui consegno le chiavi del municipio. La scorsa settimana sono stato ad Asolo dal suo collega Migliorini e dice praticamente la stessa cosa, lo dicono da destra a sinistra, tutti i sindaci dell'arco costituzionale. Lei poi a un certo punto ha detto: sai che c'è di nuovo, scrivo anche a Draghi. Mi pare 10 giorni fa lei ha scritto una lettera con carta ufficiale del comune di Fara di Soligo all'esecutivo. Ha ricevuto risposta? No, ha ricevuto risposta no, non ho neanche pensato che potesse rispondermi, nel senso che la situazione è veramente drammatica, e quello che di fatto si sente, abbiamo sentito adesso la pasticcera, abbiamo sentito adesso la voce delle palestre, ma potremmo fare centinaia e centinaia di esempi di fatto di quella che è la situazione nella quale stiamo vivendo ora e nella quale stanno cercando di vivere le nostre aziende e di conseguenza poi anche le famiglie. Io ho fatto una provocazione in quei giorni lì, proprio perché un lunedì mattina, proprio di 15 giorni fa, mi hanno portato la bolletta
dell'energia elettrica del mese di luglio, e rispetto ai 9.000 euro del mese del luglio del 2021 siamo passati ai 35.000 euro. Io ho fatto un salto sulla sedia di fatto perché la bolletta era praticamente quadruplicata e questa era una situazione che già le aziende stavano iniziando a vivere nei mesi scorsi. Non bastasse poi che un'azienda del mio paese, che ovviamente per lavoro utilizza il riscaldamento, quindi il gas e cose di questo tipo, mi ha fatto vedere la bolletta del mese di luglio di quest'anno e erano 109.000 euro. Questa mattina ho fatto un altro incontro con delle altre aziende, sempre questa lavanderia mi faceva vedere come dal mese di luglio dei 109 di quest'anno il mese di agosto ne ha pagati 170.000 di euro, quindi continua ad aumentare. Teniamo presente che attualmente, come diceva lei, non abbiamo ancora acceso il riscaldamento e questo è quel dramma che più preoccupa anche noi sindaci, ma di conseguenza noi sindaci perché? Perché sentiamo il grido d'allarme delle aziende, delle famiglie e di tutte quante quelle categorie che sono preoccupate perché stanno guardando al futuro con molta apprensione. I comuni, io le posso dire, questa mattina ho fatto il punto con l'ufficio ragioneria, noi dall'ultimo decreto aiuti ci sono state assegnate risorse per 44-45.000 euro. Tenete presente che noi ne abbiamo pagati 35.000 euro di bolletta di luglio, com'è possibile riuscire ad andare avanti da qui ai prossimi mesi? Calcolando che poi ci sono anche le famiglie che vi chiedono Assolutamente aiuto. Sì, tenga poi presente che io ho scritto anche alla nuova preside, oltre che per fargli gli auguri di buon lavoro per il nuovo anno scolastico, anche gli ho chiesto, mi raccomando, di essere parsimoniosi con l'utilizzo della corrente, perché è una situazione davvero complessa e soprattutto non riusciamo a capire quando finirà e come saranno i prossimi mesi. Questo è il dubbio che trafigge davvero tutti. C'è chi chiude, vi abbiamo raccontato la storia di Stella, pasticcera a Padova, c'è chi per il momento resiste, Iuri e tanti altri, c'è chi è già sceso in piazza. Ieri ad Alleghe la manifestazione contro la chiusura del palaghiaccio, parliamo di uno dei palaghiacci simbolo del mondo dell'hockey e quindi una chiusura che è stata in qualche modo annunciata dall'amministrazione comunale proprio per far fronte a questo aumento folle dei costi dell'energia. Queste sono le immagini di ieri, un bagno di folla perché comunque c'era tanta gente per tutto il giorno che vi ha dato sostegno. Adriano Levis, presidente dell'Hockey Alleghe, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti quanti. Sì, ieri è stata una manifestazione veramente importante perché c'era presente l'onorevole De Carlo, rappresentante del governo, poi c'era rappresentante del Consiglio del Veneto, della Regione Veneto e tutti i sindaci del comune, dei 16 comuni del Lago Ordino. È stata un sit-in molto importante che ha cercato di sensibilizzare un po' l'opinione pubblica di quello che sta accadendo. Ad Alleghe lo stadio del ghiaccio, oltre che essere un posto di aggregazione per i ragazzi, posto dove possono trovarsi a fare dello sport, è anche un posto, diciamo come ha detto lei dalla regia, è un posto simbolo dell'hockey italiano. Chiudere il palaghiaccio di Alleghe vuol dire che l'hockey nazionale va a perdere una compagine veramente storica di questo panorama hockeyistico. Ci sono state tante belle parole, tante belle cose dette da tutti quanti, però di concreto, di importante ancora non abbiamo avuto nessuna risposta. Purtroppo noi stiamo aspettando delle certezze. Anche il comune e l'amministrazione comunale del mio paese, di Alleghe, sta aspettando di avere delle certezze prima di decidere cosa fare. Ora come ora, a fine mese di settembre,
lo stadio chiude, e questo è veramente un colpo tremendo per noi, per la montagna. È un colpo allo sport, chiaramente allo sport a Gordino, è un colpo all'hockey, è un colpo anche al turismo, perché chiaramente attorno al palaghiaccio, tra l'altro quel palaghiaccio è stato sede delle Universiadi del 1984, se non sbaglio, presidente Levis, e poi ha ospitato appunto le partite delle massime serie per decenni, ma insomma chi frequenta la montagna Gordina lo conosce benissimo, perché è una delle strutture per l'appunto simbolo, e arrivare alla chiusura, allo stop, è un danno per tutti, è un danno per l'intera vallata. Solo un attimo, Presidente, le chiedo, visto che la sua immagine è un po' frizzata, può in caso ristabilire la connessione, e intanto faccio parlare Yuri, perché poi il mondo dello sport dalla pandemia è uscito con le ossa rotte da un certo punto di vista. Da questo caro bolletta rischia di uscire, non lo so, ucciso. È proprio questo. O meglio, noi siamo stati quelli più colpiti, diciamo, però in qualche maniera, ripeto, chi è riuscito a resistere siamo venuti fuori e ci siamo aiutati tra di noi, e abbiamo cercato di fare qualcosa di nuovo e comunque di coinvolgere anche gli altri, perché comunque pensiamo che lo sport è importante, e sappiamo tutti quanto è importante, non solo per il discorso fisico ma anche il discorso mentale, e soprattutto per tanti ragazzi che comunque li togli dalla strada o da altri giri. Il problema è proprio questa la rabbia, Christian, è perché comunque noi ci troviamo in una situazione del genere per colpa di una gestione gestita male. È gestita male dal nostro governo, dai nostri politici, e questo è un dato di fatto che comunque noi paghiamo tutte queste bollette adesso perché loro hanno deciso di aiutare un paese piuttosto in una guerra, che sono contro la guerra, anche perché io ho vissuto la guerra e so cosa vuol dire, ma tu non puoi andare a voler fermare una guerra mandando gli armi e andare a sanzionare una persona che comunque dopo ti vende il gas, e poi lavori sulle spalle nostre, perché comunque loro hanno fatto tutto, ma noi siamo quelli che paghiamo. A me è arrivata la bolletta di 5.000 euro adesso al posto di 1.300, quindi sono 5.000 euro di bolletta rispetto ai di luglio di 1.300, quindi sono 400%, quindi è facile. È solo di una struttura, non per farmi fatti tuoi, solo di una struttura. Quindi il costo è quintuplicato. Bravissimo, e questo non si ferma qui, perché sappiamo benissimo, come ha detto anche il sindaco prima, non è che siamo alla fine, siamo solo all'inizio. Quindi io dico che si devono mettere un po' la mano sulla coscienza, e parlo di tutti i politici, non parlo né di destra né di sinistra, che si devono almeno unire in questo momento dove c'è bisogno di unirsi e di aiutare prima di tutto, io penso, il popolo italiano, perché è inutile che tu vai a salvarmi gli altri quando vai a uccidere i tuoi a casa tua. Sindaco, poi torniamo ad Alleghe. Yuri ha fatto un'analisi anche tranchant da un certo punto di vista, la condivide? Beh, è chiaro che questo è un grido di dolore, un grido di preoccupazione da parte di un'attività che abbiamo capito, insomma, avere delle bollette da capogiro. È chiaro che, io l'ho detto, la situazione non è rosea, e sono d'accordo sul fatto che non può essere tutto dovuto all'aspetto della guerra, nel senso che non è possibile che anche questo aumento delle materie prime improvvisamente venga giustificato come la guerra nei confronti dell'Ucraina. È ovvio che c'è dell'altro sotto, perché questo ci viene la cavalcata dei prezzi è iniziata molto prima, e è di fatto, secondo me, una speculazione, perché non mi si spiegano degli aumenti come le materie prime, come tante altre cose che di fatto non c'entrano assolutamente niente con l'aspetto della guerra. Tra l'altro venerdì proprio a quest'ora nostro ospite era Chicco Testa, ex presidente di Enel, presidente di Assoelettrica e quant'altro, che ci confermava questo, insomma, che questa problematica va al di là dell'Ucraina, è iniziata tanto tempo fa ed è dovuta anche all'estrema concorrenza, alla concorrenza crescente dei mercati emergenti, i fabbisogni aumentati di Africa, India, Cina, quindi siamo di fronte a un problema strutturale che appunto non dipende solo e soltanto dalla guerra in Ucraina, quindi è un mosaico difficile da
Sì, sono d'accordo, nel senso che posso capire se ci fosse stato in questo momento l'aumento del prezzo del grano, perché sappiamo che l'Ucraina è il granaio d'Europa, però di fatto che qualsiasi tipo di materiale, qualsiasi tipo di risorsa abbia avuto degli aumenti così esponenziali in così pochi mesi, è ovvio che c'è qualcos'altro dietro. Quindi io veramente credo ci sia bisogno di avere autorevolezza, il Paese Italia deve avere autorevolezza nei confronti delle più alte istituzioni europee, perché se noi non abbiamo un'autorevolezza, non abbiamo qualcuno che ci difende battendo anche i pugni, è ovvio che non possiamo continuare ad arrangiarci da soli, perché è una conseguenza. Nel momento in cui la palestra chiude, il palaghiaccio chiude, la pasticceria chiude, è una conseguenza poi di quello che può succedere. Di fatto persone a casa non spendono più perché tagliano tra virgolette quello che può essere tagliabile, e di conseguenza non andiamo da nessuna parte. I costi a livello di assistenza sociale aumentano e quindi i comuni si trovano veramente in un tritacarne che è difficile da riuscire a gestire. Io lo dico, sono molto preoccupato, perché un po' con anche un po', scusatemi il termine, la confusione che ho voluto fare con le bollette a livello amministrativo è dovuta proprio a questo, perché io quando mi muovo in paese ho le signore che mi dicono che vivono con la pensione minima e dagli 80 euro di energia sono arrivate a pagare 200 euro, quindi se una pensione minima è di 500-600 euro, tu a una signora gli metti 200 euro solo di energia, deve vivere, domani mattina gli arriva il gas, come fa? E questa ci arriva in capo a noi, poi cosa fai? Li lasci i piedi sulla strada, gli anziani senza riscaldamento e senza corrente, ma dove siamo? Neanche al terzo mondo. Questo è il tema. Levis, torno da lei. Ci ha raccontato poco fa di una protesta, di un sit-in che ha visto unita una comunità, anche il mondo politico locale, il mondo istituzionale. Adesso non entriamo nel merito delle singole posizioni politiche, perché c'è la par condicio, nella seconda parte di questa trasmissione avremo il dibattito politico, ma l'impressione è che tutti dicano la stessa cosa, ma nessuno riesca a risolvere questo problema. Voi che rassicurazioni avete avuto, se avete avuto delle rassicurazioni, e se queste rassicurazioni in subordine possono bastare? L'unica rassicurazione che noi abbiamo avuto è che il palaghiaccio a fine mese di settembre chiude. Quindi non è una rassicurazione, è proprio una pietra questa. Sì, esatto, l'unica rassicurazione è questa di certo. Poi parlando con il sindaco, parlando con le autorità presenti, tutti quanti hanno detto non sappiamo il costo dell'energia, che sicuramente lieviterà ancora ulteriormente nei mesi più freddi. Cioè c'è veramente un senso così di impotenza da parte delle istituzioni locali. E si figuri da parte mia che insieme alla mia squadra gestiamo il palaghiaccio. È veramente una situazione così, qualche volta non so, mi devo pizzicare per sapere se sto dormendo o se è un sogno, o perché chiudere un palaghiaccio vuol dire, in questo caso nel nostro paese, vuol dire che tanti ragazzi si troveranno per strada senza nessun posto dove aggregare, dove conoscersi, dove fare dello sport. Fanno tanta propaganda di fare ai nostri ragazzi dello sport, che lo sport è salute, lo sport aiuta a crescere. Ma se chiudiamo le strutture, la palestra, il palaghiaccio, è una cosa incredibile. Poi un'altra cosa, se mi permette, voglio dire anche che noi, la montagna in questo momento qua veramente sta soffrendo perché chiudono, oltre che il palaghiaccio, ci sono anche le attività commerciali che stanno chiudendo, ci sono i servizi che stanno chiudendo. Poi ci dicono che noi montanari siamo la sentinella del territorio della montagna, ma non è proprio così, perché il montanaro rimanga in montagna, devi dare sostegno, devi dare copertura, devi dare il modo perché il montanaro rimanga in montagna, ma chiudendo il palaghiaccio, chiudendo le attività commerciali, chiudendo i servizi, assolutamente no, anzi è una voglia che dai ai ragazzi, alle coppie giovani di andare via dal paese, dalla montagna, andare nella città dove puoi trovare il tutto. Appunto, Levis, lei tocca
il tema dei temi per quanto concerne la montagna veneta e non solo veneta, che ha già dei seri problemi strutturali da sempre. Il calo demografico non è cosa di questi giorni, la provincia di Belluno che quest'anno è finita sotto i 200.000 residenti effettivi, e aggiungo un tassello, lo aggiungo da bellunese. In tante parti della provincia ha già nevicato, quindi è già inverno in alcune zone della provincia di Belluno, nelle terre alte, nell'Agordino, nel Comelico, nel Cadore. Quindi questo è un tema, la montagna rischia di impoverirsi prima. Ma senz'altro, guardi, io ho fatto sabato mattina ho fatto il passo Pazzarego e ho trovato neve, cioè da noi l'inverno è già arrivato, il riscaldamento nelle case è già attivato, quello a legna naturalmente. Siamo veramente... mi viene da dire, diventeremo come una riserva indiana, non so come dire, ma non so se la politica, perché qua è una questione di politica, se la politica non interviene, la montagna perde il senso di vivere, perde il senso di portare gioia, di portare tranquillità, di portare serenità da parte di chi abita. Qua viviamo sempre continuamente sul filo del rasoio, non sappiamo mai. Abbiamo, per esempio, gli faccio l'esempio, anche il medico, 2 volte alla settimana il medico in un paese di montagna, ma scherziamo? Ma questo lo raccontiamo molto spesso nei nostri telegiornali. Il tema c'è, tra l'altro, poi lo dico a livello di battuta, poi andiamo a Padova e riprendiamo la discussione. Nel piano Cingolani la montagna bellunese, le zone di montagna sono esenti dalle varie dalle nuove regole, però questo significa che i riscaldamenti possono essere già accesi, giustamente, però non c'è nessun riconoscimento di un differenziale montano, dei costi in più che vengono comunque registrati in montagna. Questo è l'altro tema sostanzialmente, o no, Levis? Sì, ma allora io mi chiedo, no? Una coppia giovane, perché deve rimanere in montagna? Cosa c'è in montagna che ti aiuta a vivere in montagna? Vedo che anche le aziende agricole, le poche aziende agricole che sono rimaste, stanno facendo i salti mortali per vivere, per continuare la loro attività. Non c'è veramente nessun sostegno. Io penso che sia proprio una questione politica, cioè a livello politico noi montanari contiamo zero, e quello mi dispiace, perché qua io voglio bene al mio paese, voglio bene al bellunese, all'Agordino, perciò non si può essere lasciati abbandonati in questo modo, perché ci sentiamo veramente abbandonati. Allora ringrazio Francesco Cerone e Alberto Piovesan che hanno recuperato le immagini di sabato, quindi della prima nevicata sulla montagna bellunese, dove poi c'è anche il tema degli impianti di risalita, ma qua aggiungeremo troppa carne al fuoco e va bene così, muoviamoci per gradi, Levis. Allora rimanete con me, perché adesso aggiungiamo un altro tassello e andiamo a Padova, dove vedo Federico Fusetti con un ospite. Ci parla di domeniche ecologiche che cadono nel momento che stiamo raccontando. Federico. Sì, Cristian, buongiorno ai telespettatori. Sì, sono con il vicepresidente della provincia di Padova, Vincenzo Gottardo. Buongiorno e grazie di essere qui con noi. Domeniche ecologiche, ma non solo. È in corso, credo si sia chiuso in questo momento, il tavolo tecnico zonale, che è quello che si occupa di questi provvedimenti e che insomma ha avuto una discussione anche intensa, perché ci sono comuni d'accordo, comuni meno, ma per motivi pratici. Ci dice intanto di che cosa stiamo parlando e appunto che posizioni sono emerse. Il tema che il tavolo tecnico zonale ha appena affrontato era il tema di come gestire le domeniche ecologiche che partiranno appunto dal 2 di ottobre. È chiaro ed evidente che il comune di Padova è un comune che dal punto di vista geografico è più agevolato e si presta di più alla chiusura anche totale del traffico e all'inserimento di iniziative e di attività nelle piazze, nei quartieri del centro storico. Vero è che i comuni della prima cintura urbana
urbana. Ovviamente tanti sono attraversati da strade statali, altri da strade provinciali, da strade comunque ad alto percorrimento di traffico, sono più in difficoltà nel gestire un blocco totale, e quindi si cercava una quadra per cercare di uniformare i provvedimenti. Ma l'indirizzo che la Regione chiede, e la DGR lo spiega anche in maniera... Cos'è la DGR? È il provvedimento con cui la Regione appunto chiede ai comuni tramite la provincia di prendere dei provvedimenti che non viene richiesto in quale misura, ma dei provvedimenti che dimostrino un'attenzione, una sensibilità di quel territorio a cercare di abbassare le quantità di inquinanti nel territorio. Ecco allora che il comune della prima cintura, anche la chiusura di una piazza, anche la chiusura di una porzione di strada, anche una chiusura limitata di un pezzo di quartiere, è un'iniziativa encomiabile ed è un primo passo verso una maggiore consapevolezza e una presa di coscienza che dobbiamo cambiare le nostre abitudini. Si può dire insomma che è emersa anche questa proposta di magari una data ma tutti insieme? Certamente sì, questo sarà un impegno che il tavolo si è preso e che cercheremo di rispettare, ma guardi che comunque è importante anche che l'appuntamento di oggi, che una ventina di comuni fossero attorno a un tavolo a discutere di provvedimenti che fino a 3 anni fa, cioè prima della grande batosta del Covid, fino a 3 anni fa nessuno parlava di questo. Si possono collegare anche al caro bollette, che ne so, a tutti gli altri aumenti che ci sono stati? Beh, comunque i provvedimenti sicuramente sono provvedimenti che vanno ad incidere comunque nelle abitudini. Per esempio pensiamo se dovessimo entrare in fascia arancione, il provvedimento impone una temperatura di 18 gradi centigradi con una deroga di 2 gradi all'interno degli ambienti, quindi sicuramente questo poi avrà delle conseguenze anche in termini economici sulle bollette. Cristian, se non hai domande, ringraziamo il vicepresidente della provincia di Padova, Vincenzo Gottardo. Io sì, ho delle domande, una domanda Federico, approfitto del vicepresidente. Com'è la situazione proprio per l'ente provincia di Padova? Anche l'ente provincia di Padova dovrà fare i conti, sta facendo i conti con le bollette. C'è un ordine di grandezza di questo caro bolletta per l'ente provincia? Sì. Anche la provincia ha direttamente degli immobili, una situazione da gestire direttamente, e avrete anche voi magari dei rincari comunque nelle bollette che dovete pagare. Ci chiedono da studio, la provincia di Padova come è messa, tra virgolette? La provincia sta facendo delle grandi analisi sui propri immobili di proprietà, sulle scuole. Pensate che in tempi di quiete, cioè prima del caro bollette, ogni giorno la provincia di Padova, per aprire le proprie scuole, sono 37 scuole e 64 plessi, spende 18.000 euro al giorno per accendere il riscaldamento in un giorno. Quindi pensate, con il caro bollette che purtroppo ci sta attanagliando tutti, pensate questi 18.000 euro cosa potrebbero diventare. Uno dei grossi problemi è cercare di capire, di quantificare a quanto potrà aumentare la nostra somma totale, per cercare di far fronte con le risorse che sono proprie dell'ente. Cristian, cifre precise? Sì, assolutamente, che fanno rabbrividire fuori di metafora. Grazie davvero Federico, grazie a te e Gottardo per questo collegamento. Grazie davvero. Sindaco, mi perdoni la battuta, ma fra un po' più che domeniche ecologiche ci attende un autunno ecologico, cioè andremo a piedi. Sì, più se lei ci mette anche questi aumenti della benzina andremo veramente a piedi, perché di fatto cos'è che ormai non è aumentato? Quando ascoltavo il vicepresidente della provincia mi veniva in mente quello che stiamo facendo noi comuni, la previsione. Cioè noi adesso stiamo lavorando su una previsione che abbiamo deciso noi di quanto potrebbero essere gli aumenti del gas. Perché è ovvio che noi abbiamo tutto il settore scuola che deve ancora iniziare con il riscaldamento.
Ricordiamoci poi, se c'è qualcuno che si inventa anche di tenere magari le finestre aperte per far circolare l'aria nel periodo invernale, allora alla faccia degli aumenti. Quindi noi stiamo lavorando su una previsione non sapendo di quello che potrà succedere e quindi andando anche a inserire delle voci a bilancio che non tutti i comuni hanno, perché c'è chi ha un avanzo, tra virgolette un tesoretto disponibile, che magari, anzi senza magari, lo ha lì perché deve investire su opere pubbliche, su interventi di carattere sociale e così via, e noi stiamo prendendo quei soldi, tenendoli lì per pagare delle bollette, delle folli bollette e quindi di gas e diventa dell'energia. impossibile anche fare un bilancio di previsione per il 2023. Levis, torniamo ad Alleghe, eccolo qua. Levis, entriamo proprio nella vostra operatività. Dal 1° di ottobre, cosa farete? I ragazzi dell'Alleghe Hockey dove si alleneranno? Cioè, come farete? Vi state escogitando qualcosa? Poi vorrei che lei ci spiegasse qual è la logistica, quali sono i palaghiacci più vicini, che sono molto distanti. Ci dica, Levis. Allora, sì, noi adesso abbiamo ancora un filo di speranza che le cose, non so, ci sia qualche intervento da parte dello Stato, qualche copertura. Noi nel frattempo così abbiamo pensato naturalmente i palaghiacci più vicini che potrebbero ospitarci: Feltre, 64 km di andata, 64 di ritorno. Poi c'è il Val di Fassa, devi fare il passo San Pellegrino che è già innevato, Cortina, la stessa cosa, fai il passo Falzare che è già innevato. Cioè io in qualità di presidente di questa gloriosa società prendimi questa responsabilità per fare andare avanti e indietro i pulmini a queste condizioni qua, non me la sento, anche perché la responsabilità è tanta, se succede qualcosa il presidente deve rispondere purtroppo. Perciò guardi, ora come ora è veramente, stiamo valutando il da farsi, però la situazione è veramente molto precaria. Quindi diciamo che al momento i ragazzi dell'Hockey Alleghe, del glorioso Hockey Alleghe, rischiano di rimanere a casa. Rischiano di rimanere a casa anche perché, ripeto, noi i nostri palaghiacci più vicini sono molto distanti. E ci sono dei passi da fare che, andando verso la stagione invernale, è quasi impensabile mettere in programma di fare 5-6 mesi avanti e indietro da Cortina, da Feltre, che poi sono anche costi di carburante, tra l'altro. Anche costi di carburante, sì, anche costi di carburante. Poi teniamo anche presente che la nostra squadra senior non sono professionisti, sono tutti dilettanti, sono ragazzi che vanno o a scuola o gente che lavora. Se vanno in giro a fare allenamento a Feltre o a Cortina, i tempi si allungano, non so quanto resistono. Poi tra l'altro potremmo aprire anche un capitolo sulle altre strutture, sugli altri palaghiacci da Feltre, dal Bosco di Riole Rive a Tai e quant'altro, perché insomma la situazione non è chiara per nessuno. No, appunto anche Tai ha chiuso Tai. Appunto, è quello il discorso. Tra l'altro vengo sia dal sindaco che da Iuri, perché è tutto collegato, no? In questi giorni, in queste settimane, in quest'estate 2022 vi abbiamo raccontato spesso delle baby gang, del disagio giovanile. C'è un'escalation effettiva di episodi violenti, lo riscontriamo ogni giorno con la cronaca, perché però se ai ragazzi non viene permesso di fare sport non ci sono tante alternative. Iuri. È quello che stavo dicendo proprio prima, o meglio, cominciano a chiudere i palaghiacci, ma non è neanche una soluzione di spostarsi ed andare a Feltre, perché tra un mese chiuderà anche Feltre se si continua così. Quindi se noi andiamo a chiudere queste strutture che permettono ai ragazzi di fare lo sport e comunque di
di stare in compagnia, noi rischiamo, perché dopo chiuderanno anche le piscine, che sappiamo bene quanto alte sono le bollette per le piscine, quindi questi ragazzi dove vanno a finire? Vanno a finire nelle baby gang, vanno a finire nei parchi con le siringhe o vanno a finire a casa chiusi in camera con la PlayStation? E qual è il nostro futuro se noi non tuteliamo e non pensiamo ai ragazzi adesso? Quindi ecco perché io faccio un appello ai nostri politici veramente di non pensare alle poltrone o ai soldi, ma di pensare di risolvere il problema del nostro futuro, che sono i ragazzi, soprattutto anche il presente, perché sennò non arriva neanche al futuro. Diciamo che l'appello, il tuo appello, Yuri, arriva all'inizio dell'ultima settimana di campagna elettorale. Sindaco, lei da amministratore operativo, no? Sempre sul territorio e civico lo sottolineo per il discorso della par condicio. Lei pensa che il nuovo governo, non sbilanciamoci sul colore, ma avrà la forza di dare di portare dei rimedi, di che ne so, attivare il tavolo con l'Europa di cui lei parlava prima? Cioè, ce la faremo? C'è una prospettiva nel breve periodo perlomeno? Allora, io voglio ben sperare, nel senso che sono persona ottimista di mio, perché altrimenti dovrei chiudermi in casa ogni giorno. Ma devo dire che noi abbiamo, cioè questo governo che andrà ad insediarsi da qua alle prossime settimane ha una grandissima responsabilità. Io mi auguro che ci sia la forza intanto di avere una maggioranza in entrambi i rami del Parlamento e che si possa intervenire subito per affrontare delle tematiche che insomma tutti i giorni abbiamo sotto gli occhi. L'auspicio è che si faccia presto, che non si perda tempo nella formazione del nuovo governo e soprattutto che si facciano dei provvedimenti imminenti, a prescindere da quello che sarà il colore politico e di chi andrà a governare, perché da troppo tempo viviamo in un momento di instabilità anche politica. Mai come adesso abbiamo bisogno di stabilità politica e di una certezza di avere qualcuno che ci possa guidare e soprattutto che possa farsi ascoltare con l'autorevolezza che ha un paese come è il paese Italia anche in Europa. Quindi il mio augurio è che ci sia un governo stabile, che dalle urne si esca con una maggioranza in entrambi i rami del Parlamento, perché da quello che ho potuto vedere c'è anche questo possibile spettro e quindi questo significherebbe andare ulteriormente avanti con il tempo e noi in questo momento qua di tempo non ne abbiamo più, ma io parlo da amministratore di un comune ma che di fatto parla anche a nome di centinaia di cittadini, ma soprattutto anche di aziende, perché poi noi li sentiamo tutti i giorni, vengono da noi ma noi non riusciamo a dare delle risposte, quindi abbiamo bisogno di autorevolezza e soprattutto una cosa, e io lo dico sempre a tutti, ai nostri politici, ai nostri ministri: ascoltate e parlate con i sindaci, perché noi abbiamo il polso della situazione, sappiamo quali sono le problematiche, perché spesso ci troviamo anche ad affrontare dei provvedimenti che vengono fatti a Roma, che sono dei provvedimenti che ti dici ma chi li ha scritti? Sommersi di burocrazia su cose inutili e perdiamo una montagna di tempo. Yuri, la palestra spesso è anche uno sfogatoio, no? Quindi come magari si lamentavano del Covid, ecco, vediamo qui, non so, forse è la tua palestra. No, questa non è una delle palestre. È una delle palestre, ecco. È una delle tante che abbiamo visitato in questi mesi. Ecco, queste erano le varie, non so se ci sono ancora tra l'altro, perché tutte le buone pratiche anti-Covid e quant'altro. Sì, adesso sono passati in secondo piano. Però adesso è passato in secondo piano anche il Covid, no? Di fronte a queste. Ecco, lo sfogatoio della palestra, qual è l'umore? Ma l'umore che tu intercetti? È quello che comunque intercetto anche fuori dalla palestra. Comunque in palestra la gente ormai è stanca, è triste, anche perché in palestra comunque si parla, tra l'altro, quindi uno non fa solo gli esercizi ma si crea compagnia, si crea comunque un'atmosfera comunque di amicizia e quindi tutti quanti sono lì pronti a aspettare ogni sorpresa. Oggi proprio stamattina è arrivata una persona dicendomi e chiedendomi se è vero che
il prezzo è stato raddoppiato per la situazione che c'è. E quando cominciano a girare questi voci comincia a essere veramente preoccupante, Cristian, perché è questo che non si rendono conto i nostri politici, perché loro promettono, loro faranno, ma il problema non è che faremo adesso, bisogna agire adesso in questo momento, prima che diventi troppo tardi. Il sindaco è ottimista e io anche, tu sai bene che io durante il Covid ho investito perché sono ottimista, sono positivo. Hai aperto una seconda palestra. Ho aperto una seconda palestra, però noi adesso non possiamo più sperare, non possiamo più essere ottimisti, perché purtroppo dobbiamo agire e per agire abbiamo bisogno di questo governo, che tra l'altro è un governo che dovrebbe tutelare noi, cioè noi piccoli medi imprenditori, Cristian, purtroppo siamo uccisi dal governo, quando però le catene piuttosto le multinazionali, chissà come mai, perché certi pagano le tasse all'estero, certi fanno, anzi tutti quelli multinazionali pagano le tasse all'estero e ci fanno concorrenza a noi che comunque abbiamo a che fare qua. Il capitolo degli extra profitti e quant'altro. Anche là, questo è un problema. Un capitolo mica da ridere. Levis, un ultimo appello alla politica. Lei prima diceva la montagna scarsamente rappresentata. È un tema, però si sente di lanciare un appello da presidente di una società gloriosa che ha fatto la storia dell'hockey. Sì, io un appello che lancio al prossimo governo che ci guiderà è che cerchi di eliminare la burocrazia che sta ingessando il paese Italia, perché anche se dovessero stanziare dei soldi, fra la burocrazia, come dicevo, che è in atto in questo paese, penso che difficilmente arriveranno al momento giusto a coprirci le spese. Io l'appello che lancio è quello di lasciare perdere le diatribe interne tra partiti. È ora che effettivamente facciano il proprio lavoro, cioè il proprio lavoro è quello di amministrare bene e velocemente questo paese, perché in Italia abbiamo di tutto, però non siamo capaci di amministrarlo. C'è tanta gente che parla solo, che gira da una piazza all'altra, ma per chiacchierare e basta. Noi specialmente in montagna abbiamo bisogno di fatti. Levis, perché... chiarissimo. La ringrazio davvero per questo messaggio forte e chiaro, ma le immagini parlano da sole. Abbiamo visto anche poco fa questa nevicata abbondante sulla Marmolada, se non sbaglio erano le immagini del rifugista di Carlo Budel, quelle che Francesco Cerone ha messo in onda poco fa, per dire che l'inverno è già iniziato e quindi il tempo scorre un po' per tutti. E grazie Adriano Levis, presidente dell'Alleghe Hockey, grazie Yuri, vienici a trovare per aggiornarci un po' su questo ennesimo autunno difficile come hai fatto per la pandemia. Abbiamo bisogno di voci, di persone che ci mettano anche la faccia. Grazie Sindaco. Noi ci aggiorniamo costantemente su questi conti e proviamo così perlomeno a metterci tutti insieme, a farci forza per certi versi. Vi do due lanci di agenzia. I funerali intanto della regina vanno avanti a Londra, questo il corteo funebre, grazie davvero Francesco, quindi una celebrazione, una funzione che andrà avanti fino a questa sera inoltrata. Ecco, possiamo sentire anche magari un po' di sonoro, le immagini sono ovviamente impressionanti, del resto siamo di fronte a un appuntamento storico, 4 miliardi le persone collegate da tutto il mondo, ci siamo anche noi, quindi stiamo comunque vivendo una giornata storica. Due flash veloci, uno ce lo dà il governatore del Veneto Luca Zaia,
Zaia. Questa mattina è partita una colonna mobile della Protezione Civile del Veneto alla volta delle Marche, quindi nelle Marche flagellate dal maltempo. Tra l'altro vi do un aggiornamento che riguarda invece il bambino, sapete, disperso Mattia. È stato trovato lo zainetto. Ecco, possiamo vedere l'aggiornamento di pochi minuti fa dell'ANSA.it. E intanto vedete sempre scorrere il nostro sondaggio, 18enne morto, abolire gli stage, questa è la domanda provocatoria che vi facciamo questa sera. L'esito ovviamente del sondaggio a Ring a partire dalle 21:15. Noi apriamo la pagina politica fra pochissimo, prima però il meteo. A fra poco. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana evidenzia un tempo buono grazie alla presenza dell'alta pressione. Vediamo il dettaglio di lunedì 19 settembre. Sul Veneto tanto sole, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Alcuni addensamenti nel corso del pomeriggio saranno possibili sulle zone montane, ma in genere saranno innocui. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 8 e 12 gradi, massime invece tra i 21 e i 24 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo e senza piogge, sarà decisamente soleggiato con cielo sereno o velato. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, massime sui 21-24 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui ampio soleggiamento ovunque, qualche annuvolamento sulle zone di confine. Temperature minime intorno ai 9 gradi, massime sui 22-24 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. A livello televisivo. Di nuovo in diretta per aprire la pagina politica quando manca meno di una settimana al voto. Rush finale per i partiti, per tutti i partiti senza nessuna esclusione. La tensione è ovviamente massima in una campagna elettorale che è stata atipica fin dall'inizio. Buongiorno, bentrovata Alessandra Nava, Azione Italia Viva, Gianangelo Boff, Lega. Buongiorno. Non so se sono già collegati, intanto li annuncio, non ancora ma a breve, Luca De Carlo, Fratelli d'Italia e Maria Teresa Cassol del Partito Democratico. Allora, partiamo dalla domenica politica, partiamo da Pontida, Boff. Attorno a questo raduno c'è un balletto di cifre, c'è chi dice è andata peggio del 2019, c'è chi dice è andata meglio. Ci dia la sua interpretazione. Com'è andata questa edizione di Pontida? È stata una Pontida come tutte le altre Pontida, come secondo me anche di più del 2019. Il prato di Pontida era veramente pieno, gli animi erano carichi, è stato anche un po', diciamo, importante anche per i nostri militanti, per i nostri sostenitori ritrovarci. Noi siamo un partito che è sul territorio, siamo un partito che è in mezzo alla gente, quindi riuscire poi a ritrovarsi in queste manifestazioni ci dà la carica. Dopo c'è il momento in cui ci si confronta, perché o bene o male dal ministro al segretario di partito, ai governatori eccetera, siamo tutti sul prato di Pontida, ci si confronta, si parla, si ascoltano i discorsi. È stata veramente una bellissima Pontida. Poi tra l'altro andata e ritorno in pullman, come ho detto ieri, con soppressa e una buona bottiglia di prosecco all'autogrill, è quello che serve anche per fare squadra. È veramente Pontida è sempre Pontida.
Pontida è sempre Pontida, dice Boff. De Carlo, è il vostro principale alleato la Lega, ma non sono mancati degli attriti in questi giorni su alcuni temi specifici? Non particolarmente, no. Insomma, intanto approfitto per salutare i tuoi ospiti. No, assolutamente no, nessun attrito, ognuno in questo momento fa la sua campagna elettorale e cerca di mantenere all'interno del perimetro del centrodestra tutto l'elettorato, per cui, come ho sempre ribadito, il 26 guarderemo la casellina non di quanto ha fatto Fratelli d'Italia o quanto ha fatto il mio amico Gianangelo, ma la somma del centrodestra dovrà darci quei numeri per consentire di governare stabilmente questa nazione, per cui ci sono dei distinguo, altrimenti militeremo tutti nello stesso partito. E poi a Bob dico che tutti quelli che non erano a Pontida erano poi i nostri gazebi, quindi siamo sempre nel perimetro del centrodestra. Senta De Carlo, però ieri c'è un'immagine su tutte e ve la mostriamo. Luca Zaia, governatore del Veneto, è arrivato sul palco srotolando un bandierone di San Marco e dicendo che vedo manca dietro a Luca, gli regaliamo una bella bandiera del Veneto. Dice Zaia, dietro a Luca c'è la bandiera più bella del mondo, quindi non ha bisogno della bandiera del San Marco. Allora, a proposito di attriti, dice Zaia sull'autonomia: chi è contrario è contro i principi della Costituzione e l'autonomia vale bene la tenuta di un governo. C'è chi l'ha letta, diciamo la maggior parte, la maggioranza degli analisti, come un messaggio non tanto nascosto a voi di Fratelli d'Italia. Perché a noi, scusa, noi siamo gli unici che non hanno ancora provato di non essere a favore dell'autonomia, perché la Lega è stata al governo con tutti i partiti tranne noi e l'autonomia non l'ha portata a casa. Noi siamo l'ultima spiaggia per l'autonomia e questo va ribadito, noi siamo l'unica garanzia di poter fare l'autonomia. Dopodiché Zaia si riferiva probabilmente al fatto che prima dobbiamo vincere le elezioni, poi dobbiamo farlo il governo e dopodiché semmai dobbiamo essere critici nei confronti del governo, ma io non venderei la pelle dell'orso prima di averlo preso, per cui, come ho sempre detto io fino quasi alla noia, sono diventato antipatico da solo, e come ha sempre ribadito il nostro leader nazionale, noi quando diamo una parola l'abbiamo sempre mantenuta, nessuno può dire il contrario. Ma De Carlo, l'autonomia si fa prima o dopo il presidenzialismo, si fa insieme, non è una questione di dettaglio se guardiamo ai tempi. Quello che posso dire è che l'autonomia si farà sicuramente quando avremo messo in sicurezza i conti di questa nazione, di tante famiglie e di tante imprese, come so essere il pensiero anche della Lega, perché è conscia del fatto che non serve l'autonomia se non abbiamo risorse da gestire. Prima dobbiamo preservare quelli che le risorse le generano, le producono, perché non si ridistribuisce nulla se prima non si è prodotto. Quindi mettiamo in sicurezza le tante aziende, anche venete, che sono oggi in difficoltà e poi lavoriamo su presidenzialismo e autonomia. Ma sono quindi, il programma dal 2018. Quindi quando Salvini una settimana fa, 2 settimane fa, in Piazza dei Signori dice la legge quadro sull'autonomia arriva sul tavolo del governo di centrodestra che verrà, se vinciamo le elezioni, il 22 ottobre del 2022, sottolineo, quindi a 5 anni dal referendum, getta un po' troppo il cuore oltre l'ostacolo, De Carlo? No, semplicemente fa capire che per il 22 di ottobre avremmo già lavorato per risolvere il problema degli italiani e dei veneti. Tant'è che nello stesso comizio a Treviso Salvini dice che la priorità sono le bollette. Stessa cosa dicono nella convocazione di ANCI, presidente dell'ANCI Veneto Mario Conte, Lega, e presidente dell'UPI Veneto Stefano Marconi, Lega, mettono al primo punto all'ordine del giorno non autonomia ma bollette, a dimostrazione che anche dal territorio le sollecitazioni che hanno tutti i sindaci, e il mio amico Gianangelo lo sa perché fa il sindaco esattamente come me, sono quelle di risolvere i problemi di famiglie e imprese. Una volta che l'avremo fatto discuteremo ampiamente di autonomia e sono sicuro che una quadra la troveremo, non so in quale Consiglio dei Ministri, però ripeto, ne hanno fatti 93 con Draghi e 32 nel Conte 1 e di autonomia non se ne è mai parlato o poco.
Adesso sono sicuro che prima di quel numero di consigli dei ministri con Fratelli d'Italia di autonomia se ne parlerà. Boff si sente rassicurato da queste affermazioni di De Carlo? Ma sì, l'autonomia è in un accordo di governo, come diceva Luca, tra persone che mantengono la parola, per cui nell'accordo di centrodestra c'è il presidenzialismo, c'è l'autonomia. È ovvio che l'emergenza adesso è mettere in salvaguardia il paese rispetto alle emergenze che ci sono, questo ci chiedono oggi i cittadini e questo dobbiamo fare per le nostre imprese e per i nostri cittadini. Dopodiché ovviamente il percorso del presidenzialismo è un percorso di modifica costituzionale, quindi un percorso che ha dei tempi tecnici anche leggermente più lunghi, mentre per l'autonomia si può subito ragionare, perché ormai è 5 anni che se ne ragiona, si ragiona su una legge quadro e si ragiona su una materia che è già in Costituzione, perché non serve nessuna modifica costituzionale per fare l'autonomia, la prevedevano già i padri costituenti, quindi voglio dire, però non vedo che quello sia il problema all'interno del governo, perché come ripeto nell'accordo di centrodestra c'è l'autonomia, tra l'altro il documento sull'autonomia è un documento redatto anche dai nostri governatori Zaia e Fontana, proprio a garanzia del fatto che venissero rispettati quelli che erano i principi, e quell'accordo è stato sottoscritto da Meloni e anche da Berlusconi e anche da Brugnaro come parte di centro, e quindi voglio dire non vedo quale sia il problema. È ovvio che tutto sta nelle tempistiche, perché adesso noi ci troveremo ad affrontare un autunno molto caldo con i prezzi del gas, con le bollette, con le aziende quindi, che rischiano di chiudere, la priorità è quello va affrontato subito. E Nava, quindi lei dall'opposizione, dal terzo polo, questa corresponsione d'amorosi sensi a una settimana dal voto, c'è questa tensione latente, non c'è? Ma soprattutto sì. Poi non guardiamo in casa di altri, il terzo polo come si colloca su questa tematica che insomma ha un suo peso dell'autonomia? Ma guardi, io posso solo ricordare che insomma c'era anche un decreto che a quest'ora, se non fosse caduto il governo Draghi in maniera del tutto sconsiderata, grazie a Salvini, a Conte, a Berlusconi, insomma sappiamo bene chi sono i responsabili. Probabilmente si sarebbe già portato a casa un provvedimento che il governo Draghi con la ministra Gelmini aveva già praticamente nel cassetto, sarebbe andato mi sembra in discussione a luglio se non mi sbaglio, e non si è voluto fare. Quindi la mia impressione è che come al solito Salvini, detto da chi si è portato in Corte Costituzionale, è bello da sentire, quando vede che sta per concretizzarsi uno dei suoi cavalli di battaglia, fa subito retromarcia in modo tale che poi la bandierina si possa sventolare all'occasione immediatamente successiva. Io vengo sempre con piacere qui da voi, ogni volta mi pongo sempre lo stesso interrogativo, magari oggi mi verrà anche data una risposta adesso siamo arrivati a 1793 giorni in attesa del governo. Io vorrei capire in attesa di quale governo, perché appunto, come è stato ricordato, la Lega è stata al governo, c'è stata, insomma, si è alleata un po' con tutti quanti e però, voglio dire, ha barattato piuttosto i decreti, tra parentesi, in sicurezza secondo me, con il reddito di cittadinanza. Perché non ha fatto di tutto per non tradire le aspettative del Veneto, insomma, quando ne ha avuto l'opportunità? Io ancora sinceramente non ho capito bene come è andata. Allora, rispondiamo così l'ottoliere riparte da uno. Intanto sia ben chiaro che chi sta parlando sono gli amici di Renzi, che sono quelli che ci hanno portato in Corte Costituzionale perché non volevano neanche che si potesse celebrare un referendum. Fa parte dello stesso partito, un rappresentante. Amica è un'altra cosa. Mi fa piacere che lei prenda le distanze. Comunque, non le distanze, mi fa piacere. Detto questo, voi siete quelli che ci avete portato in Corte Costituzionale perché non si voleva neanche far celebrare il referendum. Ricordo che nella consulta che ci diede la possibilità di fare il referendum, in Corte Costituzionale all'epoca c'era un tal persona che si chiamava Sergio Mattarella, ma ricordo ulteriore che la relatrice di del provvedimento che poi ci autorizzò a fare il referendum recita un nome come Caltabria, che è l'attuale ministro in carica. Quindi voglio dire, cioè, chi oggi dice che è per l'autonomia e punta il dito, cioè noi siamo andati in Parlamento con il 17% dei voti di fronte al Movimento 5 Stelle che ne aveva oltre il 30%, poi c'era il PD e
fra virgolette, da una parte c'erano quelli che ci hanno portato in Corte Costituzionale perché non volevano neanche che i veneti potessero esprimersi con un quesito referendario. Sono gli stessi che non c'erano, no, mi ha dato la parola il presentatore, sono gli stessi che non ci hanno dato neanche i militari da mettere, non volevano darci neanche i militari da mettere i seggi, e sono gli stessi che non ci hanno neanche autorizzato, il ministro dell'interno dell'epoca, non ci hanno autorizzato ad usare le schede elettorali ufficiali. Il pensiero? Controreplica. Allora, io sono abituata a parlare con i dati oggettivi e reali. Nel momento in cui si dice che l'autonomia, fatto il referendum, non si è più attuata come se avesse tradito il governo da 1793 giorni, mi sono limitata a ricordare che a mio parere non è così, perché al governo la Lega c'è stata e non ha portato a casa un provvedimento che, sempre col 17%, invece ha ritenuto essere subvalente rispetto a quello dei decreti, tra parentesi, in sicurezza. Mi sono limitata a riportare il dato oggettivo per cui gli accordi si fanno e, così come è stato fatto quello, probabilmente quello dell'autonomia era subvalente. Si sbaglia perché... Beh, guardi, se posso completare, perché la Completi domanda era stata Completi, Nava. più ampia. Vi prego di essere brevi, certo, che abbiamo rispetto tante... all'autonomia, io ho già detto in un'altra occasione che noi non siamo contrari all'autonomia. L'importante è che venga regolamentata in maniera tale che non si faccia credere al cittadino che si può mantenere, che qualunque risorsa che viene pagata attraverso naturalmente l'imposizione fiscale possa essere mantenuta all'interno della regione, nel nostro caso della regione Veneto, come se alcuni servizi che sono di stretta competenza statale potessero essere garantiti così d'amblè, senza che ci sia una redistribuzione tale da consentire al cittadino di sapere che quello che passa, che paga in regione rimane in regione e dove va destinato, così come quello che paga per il comune, quello che poi invece deve arrivare allo Stato per garantire i servizi essenziali. 10 secondi. Si deve leggere i documenti. Corretta. Uno dei documenti principali che lei si deve leggere è la Costituzione, perché in Costituzione le 23 materie non è un'invenzione di Luca Zaia. Le 23 materie sono quelle scritte in Costituzione che devono andare alle regioni, e la Costituzione specifica benissimo quelle che sono le competenze che possono essere trasferite e non. Aggiungo una cosa, l'autonomia che noi proponiamo è a saldi invariati, cioè noi chiediamo allo Stato: tu spendi oggi questo per dare il servizio ai cittadini, consenti di gestire queste risorse, né una di più né una di meno, a noi regioni. Abbiamo dimostrato con la sanità di sapere gestire bene e meglio di quello che ha saputo gestire lo Stato, dacci la possibilità di gestire sui territori le stesse risorse e ti dimostriamo di saperle gestire meglio. Allora, io saluto, è al telefono, purtroppo non riesce a collegarsi. Quindi facciamo così. Saluto Maria Teresa Cassol del Partito Democratico. Buongiorno Cassol. Buongiorno. Allora, se lei è d'accordo, anche per una questione di par condicio e quant'altro, il dibattito al telefono non è efficace, quindi possiamo magari risentirci nei prossimi giorni e riprogrammare un dibattito, Cassol, glielo chiedo proprio al volo. Sì, mi lascia fare solo una battuta sull'autonomia. Solo una battuta e poi le faccio un'altra domanda e poi noi ci aggiorniamo, perché non mi sembra giusto al telefono. Prego, Cassol. La ringrazio. Niente, io come sapete sono candidata nel collegio uninominale di Belluno, e sentir parlare di autonomia da parte di chi non ha saputo realizzare l'autonomia della provincia di Belluno, che è già decisa per legge con una legge regionale, la legge regionale 25 del 2014, che trasferisce autonomia alla provincia di Belluno in moltissime materie, tipo tutela del paesaggio, risorse idriche, viabilità, trasporti, eccetera. Quindi Zaia, che fa tanto l'autonomista a Roma, in regione non è stato in grado di realizzarla. Ecco, aggiungo un tassello, Cassol, e poi passo a De Carlo, la saluto e riprogrammiamo. Il discorso dell'autonomia che è andato di pari passo in questi mesi con la legge quadro sulla montagna, perché comunque se era pronta da un lato la bozza di legge quadro sull'autonomia, era già incardinata alla Camera la legge quadro sulla montagna, particolarmente attesa in provincia di Belluno. Anche questa è una partita. Assolutamente, la ringrazio della domanda. Legge quadro stoppata per la caduta del governo Draghi, che sappiamo a chi imputare, ovviamente 5 Stelle, Forza Italia e Lega, quindi hanno un nome e cognome.
cose. La legge quadro sulla montagna è poco finanziata attualmente, ma introduce dei principi e delle normative che potrebbero risolvere diversi problemi, per esempio per incentivare i medici che vanno a prendere le condotte, come si diceva una volta, in zone montane, sono previste per esempio aiuti per gli affitti o addirittura per l'acquisto, in maniera da agevolare il trasferimento. Lo stesso per gli insegnanti. Numerose delle nostre cattedre nei paesi più lontani sono rimaste scoperte. È difficile per un supplente insegnare, accettare una cattedra a Cortina, per esempio, con i prezzi che ci sono. Quindi le due partite vanno portate avanti contemporaneamente, autonomia, legge quadro sulla montagna. Assolutamente sì. Allora Cassol, facciamo così, noi ci risentiamo e cerchiamo di riequilibrare la cosa anche non solo nei termini della par condicio, ma insomma di quello che è il buon senso. Grazie Cassol, buon lavoro. De Carlo, a proposito di legge quadro sulla montagna, lei è una partita che conosce molto bene questa. No, ma mi permetta di fare anche a me un riferimento a un dato oggettivo. Non è che in questi 5 anni o 4 anni e mezzo gli esponenti che oggi sono candidati tra le fila del terzo polo, ammesso che è il quarto polo perché il terzo sono il Movimento 5 Stelle, almeno stando ai sondaggi, ma gli esponenti del quarto polo fossero fuori. Anzi, Calenda stesso non era in Parlamento ma è stato eletto col PD e quindi una forza che in Parlamento c'era e come. Renzi in Parlamento c'è stato sostanzialmente al governo, a parte il primo governo giallo-verde, e quindi oggettivamente se c'è una quota parte di responsabilità non è che la si può dividere solo con la Lega e dirgli che è colpa sua che non hanno fatto l'autonomia. Al governo ci sono stati, e come, tutti più o meno contenti e più o meno felici, non è che oggi facciamo le verginelle, altrimenti qualcuno si alza e dice no, guardate che al governo ci siete stati. Detto questo, sulla legge della montagna, io sono assolutamente d'accordo che la montagna meriti e abbia bisogno di maggiori forme di tutela. Non vuol dire che quella legge, così come veniva licenziata, è una legge che ci soddisfava al 100%. Anzi, noi attendavamo che arrivasse in Parlamento, attendavamo che arrivasse per migliorarla oggettivamente. Ci sono dei capitoli interessantissimi per ciò che attiene alla montagna e che hanno molto a che fare con l'autonomia, non sull'autonomia di forma, ma l'autonomia di sostanza, perché non esiste autonomia senza capacità di spesa, non esiste autonomia nel momento in cui non ci sono risorse da distribuire. E c'era un articolo 17 di quella legge, che è quella relativa ai crediti di carbonio, che se debitamente applicato, spiegato bene ed applicato, consentirebbe alla montagna di avere ampia autonomia economica finanziaria, che vuol dire avere risorse sui territori, ma non solo i territori montani, ma tutti i territori che svolgono una funzione di assorbimento di CO2, di poter avere delle risorse da vendere sul mercato dei grandi, tra virgolette, delle industrie inquinatrici, ed avere quindi le risorse disponibili. Si stimano, poi dipenderà dalle valutazioni che vanno fatte, che i crediti di carbonio per la provincia di Belluno ammonterebbero circa 15 milioni. Immaginatevi cosa voglia dire per una provincia come la nostra avere a disposizione 15 milioni non vincolati ad opere pubbliche, ma che potrebbero essere utilizzati per il riequilibrio socio-economico della nostra provincia e che quindi rappresenterebbero sì una vera forma di autonomia. Noi da questo cercheremo di ripartire, da questa capacità di generare, creare reddito senza dover per forza gravare sulle spalle di uno Stato che oggettivamente in questo momento, vuoi per la crisi, vuoi per le scelte sbagliate dei tanti no fatti in questi anni anche sotto il profilo energetico, perché qualcuno dovrà dire che ha delle responsabilità rispetto allo stallo totale in cui versa il sistema energetico di questa nazione, oppure anche lì oggi siamo tutti nuovi perché siamo sotto un partito che si chiama in un'altra maniera e non abbiamo nessuna responsabilità, perché non è così. Senta De Carlo, prima avevo ospite Adriano Levis, presidente dell'Alleghe Hockey. Ieri, se non sbaglio, lei era al sit-in contro la chiusura del palaghiaccio di Alleghe. Levis ha tracciato un quadro
in chiaroscuro, anzi più scuro che chiaro, in una montagna dove ha già nevicato, dove l'inverno in alcune zone è già arrivato. E se lei la prossima settimana sarà al governo, che cosa farà sul fronte del caro bollette per la montagna? Le faccio una domanda molto specifica e poi passo agli altri ospiti. Ha perfettamente ragione, si fanno domande specifiche e concrete, perché oggi non si salvano più i palaghiacci e nemmeno le famiglie con le filosofie. Bisogna disaccoppiare immediatamente il costo del gas, il costo dell'energia elettrica da quello del gas. Costa 4 miliardi, si può fare subito senza scostamento e ciò consentirà non solo di abbassare il costo delle bollette, ma anche di mettere una pezza in maniera definitiva alla speculazione della bolletta. Non lo fa l'Europa, il tetto, il prezzo del gas? Bene, lo facciamo in Italia, ci costa 4 miliardi. Contestualmente, prima che si insedi il nuovo governo, e quindi io domani sarò a votare il DL aiuti al Senato, anche se sto all'opposizione, prima che si insedi il nuovo governo, e se vorrà per i primi di novembre, non prima, perché la convalida degli eletti e l'insediamento si terrà il 13 di ottobre, quindi per quella data noi dovremo aver già messo in sicurezza le tante famiglie e le tante imprese. Con il decreto aiuti c'è il 45% delle bollette, trasferimento sui conti correnti per affrontare questo problema, perché oggettivamente il primo mese qualsiasi impresa riesce, qualcuno è già in sofferenza, il secondo si fa fatica, la terza si chiude, quindi prima ancora che si insedi il governo bisogna intervenire. I più fragili hanno già chiuso, come vi abbiamo raccontato anche in questa prima edizione, la pasticceria di Padova che ha già chiuso i battenti di fronte a una bolletta assolutamente insostenibile. Nava, ecco, parliamo di cose concrete, parliamo di questo caro bolletta, qual è la vostra proposta? Beh, ma noi, allora, ovviamente, come tutti sanno, adesso il governo Draghi, per le competenze residuali che ha già messo in campo un ulteriore decreto di intervento, per cui ovviamente è evidente che nell'immediato questo può essere fatto, può essere dato un sostegno alle famiglie e alle imprese. Per quanto riguarda poi la capacità di essere anche lungimiranti, mi pare ne facesse riferimento prima l'onorevole De Carlo, e anche le responsabilità, mi sembra che mi abbia richiamato anche su questo, insomma. Noi ci limitiamo a ricordare che non facciamo parte, per fortuna non lo abbiamo mai fatto, di coloro che pronunciavano solo i no. Noi siamo ed eravamo quelli che con una visione proprio nel medio e lungo termine ci siamo presi una serie di insolenze perché volevamo assolutamente con il governo Renzi e con Calenda ministro mettere in campo degli interventi, parliamo dei rigassificatori, parliamo dell'estrazione del gas naturale, insomma le energie alternative. Ecco, abbiamo avuto per questo una battaglia senza confini, anche da parte di Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni all'epoca diceva che Renzi aveva le lobby con le compagnie di energia, quindi assolutamente non bisognava toccare nulla, il mare Adriatico e quant'altro. Se noi non avessimo avuto questi blocchi ideologici dei 5 Stelle, anche di Fratelli d'Italia, tutti coloro che oggi invece sono assolutamente favorevoli, probabilmente dal 2016 fino al 2018 avremmo messo in campo una serie di misure e di interventi per i quali oggi non ci troveremmo in queste condizioni. Quindi è giusto che comunque si dia a Cesare quel che è di Cesare, le responsabilità vengano appunto attribuite in maniera seria, perché noi è vero che siamo stati da ultimo in Parlamento con ovviamente una compagine per la quale non potevamo certamente noi essere coloro che portavano avanti le bandiere identitarie degli altri partiti. Quindi, però abbiamo nel nostro programma una visione che ovviamente al di là dell'immediato, che crediamo Draghi stia facendo tutto quello che è possibile. Certo che se fosse ancora un governo effettivo probabilmente la sua forza, la sua capacità di intervento anche a livello europeo sarebbe diverso rispetto a quello in cui si presenta da ovviamente ministro premier dimissionario. Per il medio e lungo termine insistiamo sul fatto che sia assolutamente necessario, così come nel nostro programma è indicato, sganciarci totalmente
totalmente dalla Russia, e quindi sti benedetti rigassificatori devono funzionare a pieno regime, così come le estrazioni del gas naturale in Italia, non farlo fare alla Croazia ma essere noi. Dobbiamo avere un'ottica medio e lungo termine. Su questo apriamo il dibattito, perché entriamo proprio in alcune questioni concrete. Venerdì era nostro ospite Chico Testa, ex presidente di Enel, presidente di Legambiente e quant'altro, che sulle trivellazioni in Alto Adriatico ha detto delle cose molto precise. Questa è la sintesi e poi da qui ripartiamo. Se vogliamo continuare a farci del male, continuiamo a farci del male, però poi non lamentiamoci, no? Perché in Adriatico non è vero, come dice qualcuno, che c'è poco gas. Le riserve conosciute sono piccole, ma le tecniche di ricerca, da quando noi abbiamo fatto le ultime ricerche, sono completamente cambiate. Ci sono stime che ci dicono che ci potrebbero essere alcune centinaia di miliardi di metri cubi di gas. Noi consumiamo 70 miliardi all'anno. L'argomento resta scomodo, ma di certo, vista la situazione generale con i prezzi del gas alle stelle, non più rinviabile. Chico Testa, storico presidente di Enel, Sorgenia, Assoelettrica, lo dice con molta chiarezza: va rivista l'impostazione delle politiche energetiche del Paese. Abbiamo deciso che il Mediterraneo non si tocca in alcun modo. No! Grecia, Turchia, Cipro, Malta, Egitto, Israele, Croazia, tutti hanno attività di ricerca di idrocarburi, cioè di gas o di petrolio, e noi siamo gli unici che hanno deciso di non utilizzare una risorsa importantissima. Il ragionamento vale per il ritorno al nucleare. Le tecnologie d'altronde sono cambiate da quando lo stesso Testa negli anni di Chernobyl era alla guida di Legambiente. Io avevo un'opinione antinucleare, ho cambiato idea, l'ho cambiata ormai da un bel pezzo. Il nucleare, al pari di eolico e solare, garantisce zero emissioni, obiettivo non banale in tempi di forti cambiamenti climatici, ma solo e vento, rimarca Testa, non sempre sono disponibili. Nel frattempo la fotografia che l'ex presidente di Enel scatta non lascia spazio a grandi speranze. Se l'inverno non sarà rigidissimo e se la quota di gas russo che arriva continua ad arrivare, dovremmo farcela quantitativamente, cioè dovremmo farcela ad avere abbastanza gas, visto che abbiamo anche riempito le nostre riserve, per superare l'inverno, sperando che non sia un inverno troppo freddo. Però il secondo problema è il prezzo, e sul prezzo, ahimè, non vedo, mi piacerebbe, ma non vedo schiarite nel breve periodo. Per Testa l'Europa deve darsi una mossa. Quanto al governo che verrà, non ci sarebbero grosse alternative. Bisognerà attingere un'altra volta al debito pubblico, sperando che il governo possa mettere in campo incentivi, bonus e robe di questo genere, che non è che sono molto belle, perché poi aumenta il debito continuamente. Ecco, due questioni sostanzialmente. La prima, trivellazioni in Alto Adriatico, seconda, scostamento di bilancio per le misure più urgenti. Cominciamo dalla prima, BOF. Il tema è delicatissimo perché comunque quasi tutti i partiti dell'arco costituzionale, compresa la Lega, negli anni scorsi avevano detto di no alle trivelle. C'era stata quella mobilitazione delle regioni, dei governatori, dal Veneto alla Puglia. Come la mettiamo adesso? Sono da riprendere in mano queste trivellazioni in Alto Adriatico? Allora, secondo me il problema va affrontato. C'è un problema di breve termine che è cogente e imminente, e c'è un problema di medio e lungo termine sulle politiche energetiche del Paese. Sono due cose ben distinte. Allora, intanto è da sfatare il fatto che il problema del prezzo non è determinato da un principio di domanda e offerta. Noi abbiamo una speculazione attualmente in atto sul prezzo delle materie energetiche. Dimostrazione ne sia che, ad esempio, negli Stati Uniti, nel mercato interno degli Stati Uniti, il gas è venduto oggi a tra i 20 e i 30 euro megawattora. Quello stesso gas che viene portato poi con le gasiere da noi nei rigassificatori viene venduto a 220 euro, 230 euro megawattora. Quindi il problema è che c'è una grande speculazione in atto sulla materia energetica, soprattutto in Europa. Quindi il meccanismo che determina il prezzo in Europa della materia energetica va rivisto e va considerato a livello europeo, perché
perché ci sono delle distorsioni nei meccanismi di determinazione del prezzo, vedi la borsa di Amsterdam eccetera, quindi quella è una prima parte e bisogna aiutare le famiglie e andare a modificare quei meccanismi finanziari che ci portano ad avere dei valori assolutamente sconsiderati in situazioni come questa, e è la prima emergenza. Sulla politica energetica, allora, le quantità di gas che conosciute ad oggi in Adriatico consentono, con la più ottimistica delle proiezioni, a soddisfare i bisogni nazionali per circa un anno. Quindi non abbiamo, diciamo, ad oggi notizia che vi siano giacimenti di gas che consentono di avere un'autonomia a lungo termine. È ovvio che bisogna capire anche, bisogna andare a fare delle indagini, e se è necessario le si fa, per capire perché se quelle sono le quantità, obiettivamente per il tempo in cui arriva, che probabilmente ci vorranno nella migliore delle ipotesi 2-3 anni, e poi soddisfare il bisogno di un anno, secondo me invece bisogna cominciare a pensare al nucleare, bisogna cominciare a pensare che siamo il paese che può avere la più grande produzione di energie alternative. Cominciamo a guardare anche oltre, guardiamo al nucleare, ma guardiamo anche all'idrogeno. L'idrogeno è ormai, secondo me, la via del futuro per l'energia. Quindi trivellazioni in Alto Adriatico, mi pare di capire. Vediamo, se il gioco vale la candela, perché se poi andiamo a fare le trivellazioni in Adriatico per avere un anno di gas e poi avere i giacimenti vuoti, francamente il gioco non vale la candela. Quindi, e poi importante è capire se quel gas che noi andiamo a trivellare nell'Adriatico poi diventa dello Stato italiano e lo Stato italiano lo usa per uso interno, oppure se vendiamo le concessioni di quel gas a società straniere che poi in realtà ci pagano solo una royalty e vendono il gas sul mercato internazionale. Perché attenzione, se noi poi diamo le concessioni per le trivellazioni a società che non sono italiane, a quel punto il gas che viene ricavato non è che va nei contatori dei nostri cittadini italiani. Questo è giusto che i cittadini lo sappiano. Lo Stato incassa delle royalty, ma il gas va a chi ha la concessione per trivellare. E De Carlo, sulle trivellazioni, partiamo da qui, perché partiamo... Ritorniamo che qui è un dato oggettivo. Il referendum del 2016 riguardava esclusivamente l'abrogazione della proroga alle trivellazioni entro le 12 miglia. Perfetto. Cioè voleva abrogare la proroga automatica delle concessioni. Allora, diciamo le cose come sono. E è vero, se qualcuno favoriva qualche lobby che trivellava già, noi abbiamo semplicemente detto: perché dobbiamo dargliela automaticamente ancora quella? E perché dobbiamo autorizzare comunque entro le 12 miglia dalla costa le trivellazioni, con un problema soprattutto nell'Alto Adriatico, anche non solo paesaggistico ma anche di struttura stessa. Quindi non siamo mai stati contro le trivelle, siamo stati contro il fatto che ci fosse una proroga automatica e che ciò avvenisse entro le 12 miglia. Oggi i croati non è che trivellano entro le nostre 12 miglia, perché il gas sotto c'è, lo trivellano da loro, ma noi siamo gli unici che non lo fanno nemmeno dopo, oltre le 12 miglia. Quindi anche qui, per ritornare con un po' di chiarezza, perché è facile dire la Meloni ha cambiato idea. No, semplicemente il referendum una cosa chiedeva. Chiaro che i distinguo in un referendum sono difficili, perché le risposte a un referendum sono tranchant. Quindi noi eravamo contrari alla proroga e siamo contrari alle trivellazioni entro le 12 miglia. Mi pare talmente evidente da riuscire addirittura a non farsi strumentalizzare. Dopodiché, diciamocelo chiaro, che ci vuole un piano strategico nazionale per il gas, perché dopo tanti no, e no alle trivelle, e no al nucleare, e no alla TAP, e no ai rigassificatori, e no all'eolico, e no al fotovoltaico o solo per uso agricolo, solo per uso interno e non messa in rete. Dopo tutti questi no, ci accorgiamo che da noi il gas costa esattamente 3 volte tanto quello che costa in Germania, e quindi vogliamo dirci che ad oggi, se abbiamo 100 che dobbiamo consumare, dobbiamo essere almeno indipendenti per una quota parte di quel gas, e che quindi il prezzo comunque verrà fissato anche su quanto noi riusciamo a produrre? Ce l'abbiamo un'alba? Cioè abbiamo una visione di quello che è il sistema strategico nazionale sul gas? Perché sennò è la stessa cosa che riguarda l'agricoltura. Non siamo indipendenti, non potremmo mai esserlo, anche se facciamo 52 miliardi di export e ci rubano 100 miliardi con l'Italian Sounding, ma possiamo essere maggiormente indipendenti o un minor dipendenti rispetto all'estero, lavorando su un piano strategico anche lì con innovazione e tecnologie? Secondo me è quello che deve fare un governo serio. Chiaro che se un governo
metti insieme la sinistra che non vuole saperne niente, i 5 Stelle che hanno detto no a tutto, compreso il TAP, qualsiasi cosa, e Renzi e il PD, difficilmente riusciremo ad avere una visione univoca. Invece noi siamo un centrodestra finalmente unito grazie al fatto che Fratelli d'Italia è rimasto a presidiare quello spazio, e oggi finalmente possiamo uscire con un programma serio che incontrerà facilmente il favore degli italiani, dopodiché per 5 anni lavoreremo per risolvere questi problemi, che sono problemi strutturali di questa nazione E che senta De Carlo, le nostre imprese fuori dal mercato. De Carlo, Fratelli d'Italia supererà la Lega in Veneto? È il vostro obiettivo? È un tema Arboit, non è un tema, è un tema che interessa più giustamente i giornalisti, e nemmeno il mio amico Boffi interessa. Noi, ripeto, il 26 guarderemo... Non sono così sicuro, De Carlo, di questo. Ma sì, avete mai sentito una dichiarazione di Luca De Carlo, segretario regionale di Fratelli d'Italia, che parla che noi dovremmo battere la Lega in Veneto? Mai. Ma neanche se mi andate a sentire quando io incontro i miei militanti. Mai. Mai. Io ho sempre detto, e Gianangelo lo sa, che io il 26 guardo al risultato generale, cioè di avere quei numeri che ci consentono di fare quelle cose che abbiamo promesso e con le quali abbiamo ricevuto tanta fiducia, e la sentiamo palpabile nelle piazze, degli italiani e anche dei veneti. La lotta, la corsa con la Lega non esiste, non esiste. Non esisteva 5 anni fa, quando noi dicevamo che chi prendeva un voto in più avrebbe fatto il premier per noi, e adesso lo diciamo ancora adesso che con grandissima probabilità. Quindi siete disinteressati al dato percentuale, perlomeno dei vostri... I dati percentuali interessano a tutti Arboit. Però non ai rapporti di forza. Ma se mi chiedono cosa voglio fare il 26, voglio festeggiare una netta vittoria del centrodestra con il mio amico Gianangelo Boffi il 26 sera in una piazza che decide lui. Ma... rigiro la domanda, De Carlo, rigiro la domanda. Ho capito che insomma in questo momento è scoppiata la pace, non potrebbe essere altrimenti, tra alleati della coalizione. Quando mai mi avete sentito, non in questo momento, sempre nella mia storia politica non c'è mai stato un confronto o una sfida con la Lega. Io sono da sempre nella mia storia alternativo alla sinistra, l'ho sempre dimostrato e ho anche pagato tanto. Mi permetta, le rigiro la domanda. Se Fratelli d'Italia in Veneto il 26 di settembre avrà un dato importante, comunque superiore a quello della Lega, ci saranno delle ripercussioni a livello regionale sulle dinamiche interne della giunta regionale? Perché insomma in questi mesi abbiamo sentito anche questo. Lo avete sentito, ma non dal segretario regionale di Fratelli d'Italia, che credo sia l'unico titolato a parlarne. Io non ho mai chiesto un posto in più. So benissimo che 2 anni fa abbiamo ottenuto il risultato che abbiamo ottenuto, e abbiamo con la Lega avuto quello che era nei patti che avremmo dovuto avere. Pertanto, siccome noi siamo abituati a dare una parola sola, non c'è nessuna, tra virgolette, rinegoziazione delle nostre posizioni, c'è semplicemente la presa d'atto e la soddisfazione di essere cresciuti anche grazie al nostro lavoro in Consiglio regionale, ma che non ci porta assolutamente ad essere scorretti nei confronti di un alleato o di un presidente o un governatore che ci ha dato fiducia allora grazie ai numeri che avevamo, e per il quale non abbiamo nessun motivo di chiedere altro. A De Carlo non fa difetto la chiarezza, insomma, questo possiamo dirlo. Ma senz'altro, cioè, oltre diciamo a questa, è ovvio che la campagna elettorale vede ognuno correre per il proprio risultato e vede la competizione, ma la sana competizione, che è importante sia nei confronti dei nostri oppositori, ma anche all'interno nostro. È giusto che ci sia una sana competizione che ci porti tutti a crescere. Ma io vorrei anche ricordare che in questi 3 anni con Giuseppe Montuori, che è il mio omologo, diciamo, in provincia di Treviso per Fratelli d'Italia, abbiamo affrontato le elezioni per le comunali, abbiamo affrontato le provinciali, cioè siamo sempre riusciti a trovare l'accordo, siamo sempre riusciti a trovare fra virgolette la soluzione per andare a vincere nei comuni, per andare a proporci nei comuni, per andare a proporci nella provincia, perché per noi il problema non è che sia quello del Fratelli d'Italia, che sia quello della Lega. Noi vogliamo che le nostre città, che i nostri territori siano amministrati bene da persone che lo sanno fare,
strade, che le amministrazioni vadano d'accordo e che possano lavorare bene assieme. Questo è il nostro obiettivo principale e fino adesso in 3 anni su questo non c'è mai stato un problema, cioè siamo sempre andati a fare le nostre campagne elettorali, abbiamo vinto, abbiamo fatto le giunte e da lì in avanti si è cominciato a lavorare, i nostri sindaci lavorano bene con gli assessori, con i vice sindaci eccetera, e quindi questo è quello che noi dobbiamo fare, dobbiamo dare risposte ai cittadini sul territorio, quello è il nostro obiettivo. 2 minuti, pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta con Luca De Carlo, Fratelli d'Italia, Gianangelo Boff, Lega, Alessandra Nave, Italia Viva Azione. Vi dimostro il sondaggio di questa sera di Ring. La domanda è molto diretta come sempre. 18enne morto, abolire gli stage? Se sì, il numero è quello in verde, 0422 16 26 691. Se no, non devono essere aboliti gli stage, parliamo dell'alternanza scuola-lavoro. Sì. 0422 16 26 690, la chiamata è gratuita. Il dibattito è aperto sullo sfondo, quella che è una strage senza fine, perché di questo stiamo parlando sui luoghi di lavoro. Soltanto ieri sul Terraglio è morto un rider di 48 anni che di fatto stava facendo delle consegne, quindi qui abbiamo sia il tema della sicurezza sulle strade che più volte abbiamo trattato anche con Boff nelle vesti di sindaco, sicurezza sulle strade, sicurezza per l'appunto sui luoghi di lavoro. Lei che cosa risponde, avvocato Nava? Io rispondo assolutamente no, perché sarebbe come buttare il bambino con l'acqua sporca. Spesso si guarda proprio il dito e non la luna. Allora, gli stage sono importantissimi all'interno dell'alternanza scuola-lavoro, sono importantissimi in ogni caso tutti gli strumenti di formazione del personale, perché noi sappiamo benissimo, perché ce lo dicono gli imprenditori ed è risaputo, che vi sia un'assoluta necessità e carenza di manodopera specializzata e che vi è un'assoluta necessità che vi sia uno stretto collegamento nel mondo del lavoro prima e successivamente, dopo che vi è stata l'acquisizione del titolo, anche di un avviamento al lavoro, tant'è vero che noi nel nostro programma abbiamo anche previsto dei sostegni alle imprese che hanno nei loro obiettivi, nei loro programmi anche quelli di formare i loro operai. Cosa succede? Quello che è necessario naturalmente, al di fuori naturalmente degli stage, della disgrazia che è capitata ieri, naturalmente quello che occorre è che vengano poste in essere tutte quelle attività atte a preservare e a verificare che ci sia una piena osservanza delle norme anti-infortunistiche, che vi sia una serie di controlli che consentano che ognuno lavori in sicurezza. De Carlo, un minuto anche per lei. Ma noi siamo contrari all'alternanza scuola-lavoro, perché insomma credo che i ragazzi in stage non possono essere considerati operai specializzati ma apprendisti, e quindi anche la percezione che hanno loro stessa del pericolo purtroppo non è così elevata come dovrebbe essere frequentando certi ambienti di lavoro. Per cui siamo assolutamente contrari, lo siamo sempre stati, non cavalchiamo quest'onda strumentalizzando la morte di questo povero ragazzo, però sicuramente la stigmatizziamo quello quanto è accaduto, cercando di lavorare appena arriveremo al governo perché non accada mai più, cercando strumenti totalmente diversi e soprattutto strumenti che non diano alla scuola ambizioni senza averne la preparazione. Ecco, tutto Quindi voi sareste proprio per rivedere pesantemente lo strumento dell'alternanza scuola-lavoro? Assolutamente sì. Quindi tempo, non solo adesso. Con quali alternative? L'alternativa è quella di un praticantato al termine del progetto formativo che sia un vero praticantato, cioè quel praticantato che non sfrutta il lavoro del ragazzo, del dipendente, ma che lo metta nelle condizioni di imparare tutto quello che servirà per diventare un operaio specializzato e anche le regole della sicurezza che a volte però vengono meno in un progetto didattico come quello scolastico. Boff.
Ma io sono convinto invece che sia importante che le nostre scuole siano sempre più vicine al mondo del lavoro, perché altrimenti noi rischiamo di formare delle persone che poi entrano nel mondo del lavoro con un insegnamento o arretrato rispetto a quello che fanno le aziende o addirittura non più rispondente. Il problema secondo me è che va strutturata in un certo modo, nel senso che io vedo ad esempio l'esperienza che ho vissuto in Germania, lì ci sono vengono finanziate dallo Stato delle persone che lavorano all'interno dell'azienda che si occupano proprio della formazione dei ragazzi che arrivano dalle scuole e che devono imparare un mestiere, ma lì c'è proprio un percorso che non è lo stage che uno fa di qualche settimana senza nessuna preparazione, viene catapultato all'interno di un'azienda, ma c'è proprio una simbiosi tra la scuola e l'azienda dove questi ragazzi iniziano e vengono indirizzati a una determinata azienda a seconda dell'inclinazione, a seconda del tipo di studio che fanno, e lì c'è qualcuno che li accompagna proprio, che viene finanziato con defiscalizzazioni da parte dello Stato, c'è il cosiddetto Meister, il maestro, che accompagna questi giovani e dedica del tempo a loro proprio per insegnargli un mestiere e perché questi nel momento in cui si sganciano dalla scuola abbiano già un percorso professionale avviato e in moltissimi casi entrano direttamente nelle aziende dove hanno praticato. Però è ovvio che non può essere uno stage, sono d'accordo con Luca quando dice non posso catapultare un ragazzo all'interno di un'azienda senza avere il minimo di cognizione, o ho qualcuno che lo segue o ho qualcuno che lo accompagna e il percorso è più strutturato, altrimenti diventa molto complicato. Ma negli stage esiste, e proprio c'è un tutor che viene indicato, e anzi è obbligatorio che venga indicato anche specificando il numero delle ore che impiega con questa persona e a che tipo di mansioni viene adibito, quindi esiste già questa figura, è necessario che ci siano i controlli per preservare gli infortuni sul lavoro per gli stagisti e anche per gli operai. Allora, per tutto il mondo permettetemi di trattare con voi un ultimo tema prima di lasciarci. Ieri Giorgia Meloni ha chiamato, non è la prima volta, la ministra Lamorgese ponendo una questione, dicendo qualcuno sta cercando l'incidente, sta cercando quindi di avvelenare questa campagna elettorale. Le contestazioni ai comizi di Giorgia Meloni negli ultimi giorni sono state particolarmente violente nei toni, questo va detto. Cosa intende? A chi si riferiva la Meloni, De Carlo? Beh, si riferiva a quei gruppi o gruppuscoli più o meno organizzati, visto che ormai la tecnica e la tattica è la stessa, che all'interno del comizio si mescolano ai militanti e alle persone accorse in tantissime nelle piazze. Abbiamo visto Mestre che grandissimo successo, insomma. Io non riesco a contare, conto le pecore per dormire, ma non riesco a contare i manifestanti, quindi non ho un'idea di quanti siano, ma sicuramente intorno ai 7.000, lo dice la questura, quindi normalmente siamo portati a pensare che siano di più, che entrano e da lì cominciano a insultare, probabilmente nella speranza che qualcuno reagisca per poi addossare alla vecchia destra assolutamente cattiva, brutta, maleducata le responsabilità. Quindi Giorgia ha chiamato il ministro Lamorgese ieri dicendo che paventava questo rischio e che dovesse in qualche maniera non tutelare la Meloni in quanto Fratelli d'Italia, ma qualsiasi tipo di comizio, perché è una regola non scritta che vige tra le forze politiche, che non si disturbano i comizi, proprio per un principio di democrazia. Se poi questo accade, le forze dell'ordine dovrebbero poter intervenire, farlo in maniera puntuale per isolare quei casi e fare in modo che ognuno democraticamente possa esibire il proprio pensiero. Non è accaduto e immediatamente dopo è accaduta la stessa cosa a Matera e a Caserta, quindi siamo un po' preoccupati. Vorrei aggiungere che a mio avviso vi è anche una responsabilità politica precisa, perché lo scontro elettorale si fa sui temi, sulle proposte, però io è da settimane e settimane che sento leader del centro-sinistra e come fanno sempre, cioè come se dovesse vincere il centrodestra, se dovesse andare al governo Giorgia Meloni, si dovesse instaurare una dittatura, dovesse esserci chissà che scenari apocalittici, no? Evocando storia del passato eccetera, che nulla ha a che fare con oggi. Cioè queste persone che vanno a sollevare questi tematiche, questi problemi, queste falsità
in TV. Tra l'altro parliamo di stati esteri, cioè tutte queste fandonie che vengono messe in moto da molti leader anche del centro-sinistra, cioè non fanno altro che istigare, insinuare nella gente, anche magari nelle persone un po' più deboli, questo odio che non è politica. Questo qua è semplicemente denigrare e voler aizzare le folle in maniera assolutamente sconsiderata e non sui programmi. C'è una responsabilità politica, a mio avviso, di questa cosa. Nava, e aggiungo, Nava, e chiudo con lei. Tra l'altro ci sono state anche scintille nel weekend tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte sulla questione della scorta. Che il dissenso nelle manifestazioni, quando non è violento, è mero dissenso. Adesso mi sembra di aver visto, non voglio essere presuntuosa, che si trattasse nel caso di specie di alcuni manifesti, cartelloni, che insomma mi sembra non... Prego? Una gridava puttana. Io ho letto, per carità, non sembra proprio un dissenso stavo per dire che il dissenso, il dissenso, quando non è né violento né offensivo e né aggressivo, è un mero dissenso ed è sempre esistito. Quando invece incita alla violenza o è, come mi viene detto, non ho motivo di dubitare se viene sostenuto che sia di offesa o aggressivo alla persona, va sempre stigmatizzato e va denunciato, come è avvenuto peraltro nel caso di Matteo Renzi, che appunto era stato, tra virgolette, minacciato di non presentarsi a Palermo con la scorta da parte dell'ex premier Conte, che evidentemente poco ha imparato da quell'esperienza, perché appunto riteneva che i percettori del reddito di cittadinanza, che sono i suoi elettori, sono la sua scorta personale, avrebbero potuto eventualmente porre in essere anche delle azioni violente. Le azioni violente vanno sempre stigmatizzate nei confronti di chiunque vengano rivolte, e anzi è un modo per fare cattiva politica, perché, come si diceva, sposta il tema, gli argomenti su questioni che naturalmente con la politica non ha niente a che fare. Di solito le mette in atto chi non ha niente da dire. Quindi diciamo che i temi non mancano e non mancheranno in questa ultima settimana come quelli che dicono da mesi e mesi che ci sono partiti finanziati dalla Russia, poi tutto quanto smentito dagli stessi esponenti del Copasir, e quindi voglio dire, cioè, mettere in giro queste falsità semplicemente per denigrare un avversario politico che sul piano politico non si riesce a contrastare è vergognoso. Allora, io vi ringrazio, ci sarebbero ancora tante cose da dire. Letta, che ieri ha parlato a Monza, pochi chilometri fisicamente da Pontida. A Pontida c'erano i militanti, a Monza c'erano circa 500 sindaci del Partito Democratico, botta e risposta fra leader. Pontida, che è stata definita da Letta provincia dell'Ungheria, poi appunto l'affermazione, la risposta di Salvini, insomma. Stiamo entrando in questi ultimi giorni di campagna elettorale con un certo livello di tensione, forse non potrebbe essere altrimenti, ma come dicevamo e come abbiamo dimostrato anche in questa prima edizione, i temi da affrontare sono davvero tanti, a partire per l'appunto dal caro energia, perché ci sono delle situazioni, delle realtà già in estrema difficoltà. Vi abbiamo raccontato la storia della pasticcera di Padova, la storia dell'hockey Alleghe, la situazione dei comuni. Avevamo qui il sindaco di Fara di Soligo, Mattia Perencina. Ci siamo collegati con la provincia di Padova. Il vicepresidente ci ha detto che solitamente per riscaldare le scuole padovane, l'edilizia scolastica, le scuole superiori padovane servono 18.000 euro al giorno. Questo mediamente. Figuratevi cosa accadrà fra qualche settimana, quando si accenderanno per davvero le caldaie che già sono accese per davvero, ne sa qualcosa Luca De Carlo, da sindaco di Calalzo nell'Alta Montagna. Quindi i temi veramente ci sono. Grazie. A proposito, Luca De Carlo, Fratelli d'Italia, ripeta, lei dov'è collocato, De Carlo? Lei è capolista? Me lo dite tu? Io sono nell'uninominale del Senato, Belluno Treviso, quindi Boff può votarmi con grandissimo piacere. Lei, Boff, dove è collocato? Collegio proporzionale, Treviso, Belluno, Venezia, Treviso 1, quindi basta mettere una crocetta sul simbolo quindi della Lega. Quindi la può votare anche De Carlo, volendo? No, io posso votare De Carlo, ma lui un po' è potrebbe giusto. votare me.
Nava. Nessuno dei due voterà me, che sono al collegio uninominale alla Camera per 3-1, per cui basta mettere comunque la crocetta sul simbolo della lista di Calenda del terzo polo. Mai dire mai, Grazie. Nava, perché magari li ha conquistati in questa ora di Guardi, dibattito. non sono così Grazie, presuntuosa. grazie Luca De Carlo, grazie Per Gian. simpatia potremmo votare la Nava. E questo già è un buon risultato per me. Grazie. Mi sembra la più simpatica, non è difficile. Beh, perché insomma, sono simpaticissimo. Guardi, non è venuto nelle nostre assemblee, ne avrebbe trovate di giovani e simpatiche. Grazie De Carlo, grazie Buona Nava, giornata, grazie Boff. Grazie. Noi ritorniamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano tanta cronaca, c'è poi l'indagine che riguarda l'aggressione di ieri sera a Marino di Piave, quel 56enne che è stato accoltellato. Ci siamo collegati con Marino, con il nostro Lucio Zanato. Si indaga in ambito familiare, questo posso dirvelo, e poi ritorneremo ovviamente sull'incidente di ieri sul terraglio e sul caro energia, e poi ovviamente sul tema dei temi in questo momento a cui abbiamo dedicato anche il nostro sondaggio, la morte del povero Giuliano, il 18enne, venerdì a 90 di Piave. Vi do in ultimissima battuta, ve li ridò gli ospiti di Ring questa sera in studio con Ferdinando Avarino. Ci saranno tra gli altri Anna Sozza del Partito Democratico, Marco Bonet del Corriere del Veneto. Non riesco a darvi gli altri ospiti perché non li trovo più, quindi mi scuso anche con il vice direttore Avarino. Comunque Ring a partire dalle 21:15. È tutto, buon pomeriggio.